Benissimo. Buongiorno a tutti, mi scuso ancora per il ritardo, ma purtroppo in autostrada ho trovato traffico e quindi ho ritardato di qualche minuto, mi scuso ancora. Grazie di essere venuti stamattina, una bella giornata di sole. Parleremo di un argomento interessantissimo, dato che siamo qua convocati tutti quanti per capire almeno le fasi introduttive, i rudimenti della contabilità degli enti locali. Prima di tutto avrei bisogno della vostra cooperazione. Ci sono dei consiglieri comunali, sindaci, qualcheduno che ha fatto precedente esperienza di amministratore degli enti locali? Nessuno. Peccato, perché sennò avrei chiesto di venire in prima fila, così. Perché vi giustifico subito la mia richiesta, perché negli incontri precedenti che ho fatto su questo tema ho notato che ciò che restava di più per coloro i quali stavano ad ascoltare per 2 o 3 ore filate non era tanto quello che diceva il sottoscritto, che può essere interessante o meno, ma tanto gli interventi dei vari consiglieri, assessori eccetera, perché così rendeva più viva la materia. Questa è una materia estremamente tecnica, una materia giuridico-economica, anzi meglio giuridico-economica contabile, e quindi è una materia che a primo avviso è arida, che ha bisogno di una determinata fraseologia, determinati termini che, se non sono vissuti direttamente nella vita quotidiana, possono essere esclusi, possono essere poco chiari. Cercheremo di utilizzare vi chiedo ovviamente il vostro supporto. Quando non sono chiaro intervenite, se avete domande intervenite subito, perché lo dico sempre, una domanda volta, anche se sembra banale, magari è di interesse generale, quindi se si riesce a rispondere a questa domanda, questo resta per tutti quanti. Partiamo subito. Qui vedete che vi ho posto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questa è una cosa che dovrebbe essere letta da chiunque si interessa di ordinamento degli enti locali. Perché? Perché qua abbiamo vita, morte e miracoli, passati il termine, di che cosa succede in un ente locale, non solo nel comune, la provincia, l'università, IPAD, regioni, eccetera. Questo è il Vangelo, questa è la Bibbia degli enti locali. Qui abbiamo le elezioni del sindaco, abbiamo le competenze della giunta, abbiamo la contabilità degli enti locali, abbiamo i 2 bilanci, non un bilancio solo, abbiamo i 2 bilanci che reggono la vita economico-finanziaria degli enti locali, che sono il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Quindi quando si parla di bilancio di un ente locale è improprio, perché dovremmo definire subito di quale bilancio stiamo parlando. In genere si parla del bilancio di previsione, raramente si parla del conto consuntivo. Perché parliamo spesso del bilancio di previsione e poco del conto consuntivo? Secondo me a torto, perché il bilancio di previsione è quel bilancio, lo dice la parola stessa, che ci permetterà nel corso dell'esercizio intendo dal 1 gennaio al 31 dicembre, capire qual è la vita economico-finanziaria e contabile dell'ente locale. Quindi io parlo spesso dell'asilo nido perché mi piace pensare sempre al futuro. Se abbiamo bisogno di comprare i pannolini o gli omogenizzati per l'asilo nido, dobbiamo fare riferimento al bilancio di previsione ed in sede di conto consuntivo vedere che cosa è successo dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dell'esercizio che è. Pannolini quanti ne abbiamo comprati? 500, troppi, ne abbiamo alzati la metà, non potevamo comprarne meno. Allora si va dal responsabile del servizio, si dice hai comprato troppi pannolini. E quanto li hai pagati? Li ho pagati una miseria. Bene, ottima cosa, è un'ottima cosa, abbiamo risparmiato sui pannolini anche se ne abbiamo comprati di più, ne abbiamo di riserva? Certamente no. Perché? Perché dobbiamo vedere la qualità del pannolino che abbiamo comprato, perché se costa poco ce ne sono rimasti, ma la qualità, le mamme si lamentano perché ci sono delle evidenti rossori nei bambini, non abbiamo fatto un buon servizio alla collettività.
che cosa vi sto introducendo? Vi sto introducendo due concetti, quello dell'efficacia e dell'efficienza. Efficacia per raggiungere l'obiettivo, abbiamo bisogno di pannolini, abbiamo bisogno degli omogenizzati e quindi non basta comprarli, quindi bisogna anche essere efficienti. Abbiamo comprato pannolini omogenizzati di buona qualità ad un prezzo leggermente inferiore al prezzo che viene praticato normalmente sul mercato. Abbiamo raggiunto sia l'efficacia e l'efficienza. Nel raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza poi si va a misurare anche il premio di produttività dei vari responsabili di servizio, ma questo è un altro discorso. Perché vi parlo di efficacia e di efficienza? Perché questo si andrà a verificare in sede di conto consuntivo. In sede di conto consuntivo avremo praticamente il riassunto di tutta, come ho detto prima, di tutta la vita economico-finanziaria del Comune. Ricordiamoci sempre che non stiamo utilizzando disponibilità finanziarie nostre, stiamo utilizzando disponibilità finanziaria di tutta la collettività. Quindi efficacia e efficienza, ne manca ancora un principio, che probabilmente lo vedremo dopo, che è quello della, l'abbiamo già detto, efficacia e efficienza, che cosa interessa alla collettività, perché siete tutti qua, voi questa mattina? No, voi volete che sia trasparente, voglio capire perché avete utilizzato, perché siete andati da Pernecchele SPA a comprare le giostre dei giardini pubblici e non siete andati da Grisotto o SRL, perché? Perché avete fatto un bando, perché avete stimato il prezzo, avete stimato la qualità, avete controllato che l'impianto delle giostrine per i bambini sia stato correttamente eseguito, avete controllato che quella ditta abbia versato i contributi, avete controllato che abbia rispettato tutte le norme di sicurezza non solo per l'impianto delle giostre dei bambini, ma anche per gli operai che sono andati a effettuare i vari impianti. Quindi trasparenza massima, efficacia, efficienza e trasparenza. Dove la vediamo la trasparenza? La trasparenza la vediamo quando si fanno le gare. Attualmente le gare sono tutte pubbliche, basta andare sul sito del comune e lì per ogni cosa che si compra, la carta per le fotocopiatrici deve seguire un criterio di massima trasparenza e quindi deve essere fatta una gara pubblica. Si può dire che il bilancio consultivo è più politico e quello di previsione politico e il consultivo è più amministrativo? È più amministrativo. Chi concorda con questa affermazione, domanda, sulle mani per piacere, che è così, più politico, invece il conto consultivo è una cosa più amministrativa. Perché è corretta l'osservazione? Così facciamo, perché è corretta l'osservazione? Perché è il riassunto delle spese, non solo perché prima sono delle promesse, delle promesse, adesso vedremo come. C'è la signora? Secondo me perché il secondo caso coinvolge anche i dirigenti amministratori che sono dipendenti del comune, quindi deve essere più tecnico e deve rispettare anche le loro necessità di non rischiare di tarme da gara. Bene, abbiamo sentito varie idee. Allora, perché il bilancio di previsione è più politico? Questo è il primo punto, poi passeremo al secondo punto. Se mi dilungo, se avete particolarità chiedete, che se sono in grado vi rispondo molto volentieri. Perché il bilancio di previsione lo consideriamo un bilancio più politico? Perché nel bilancio di previsione cosa stiamo facendo? Stiamo destinando le varie disponibilità finanziarie ai vari settori. Partiamo dal settore istruzione, settore ufficio tecnico, tanto per capirci, settore amministrativo, li ho divisi in 3 settori amministrativi. Quanto dare all'ufficio tecnico? Quanto dare al settore amministrativo e quanto dare per esempio al settore istruzione, un altro settore che impegna moltissimo in questi giorni, in questi anni i comuni e gli enti locali, che è il settore dell'assistenza pubblica. Non solo per i nuovi arrivati, ma anche perché voi magari non avete contatto diretto, spero lo abbiate, ma comunque in generale non ci interessiamo
del settore sociale, il disagio sociale in Italia è in fortissima crescita, quindi l'assessore ai servizi sociali è un assessore che è nel mirino, per così dire, dell'amministrazione. Perché? Perché nel bilancio di previsione facciamo le fette della torta, decidiamo quanto dare a questo, quanto dare a quello. È evidente che le varie anime politiche all'interno del Consiglio comunale, all'interno del Consiglio regionale, all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Università, per esempio di Padova, che abbiamo qua 2 passi, sono interessati ad avere maggiore finanziamento, avere maggiori destinazioni in un determinato settore piuttosto che in un altro, perché hanno una loro ideologia. Facciamo un esempio: la sinistra sarà un po' più, almeno dovrebbe, e non tiratemi le scarpe, dovrebbe essere più accentrata, più orientata verso la comunità, verso l'ambito sociale. La parte destra invece dovrebbe essere più orientata invece per la parte economica, per la parte imprenditoriale. Bene, queste 2 anime all'interno del Consiglio di amministrazione, all'interno del Consiglio comunale, all'interno del Consiglio regionale, dov'è che si daranno battaglia? Si daranno battaglia proprio in sede di approvazione del bilancio di previsione, che dovrebbe, quando comincio a introdurre dei dati che penso possano esservi utili, che per i comuni deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. Come sapete, anche per quest'anno non hanno smentito la tradizione al Ministero dell'Interno, oramai da svariati decenni il bilancio di previsione degli enti locali non verrà approvato entro il 31 dicembre, ma verrà approvato per il momento entro il 28 febbraio. Che cosa succede in questo lasso di tempo fra il termine ultimo del 31 di dicembre, termine previsto dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione, e il 28 febbraio, dove è possibile termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione? In questi 2 mesi che cosa succede all'interno del comune, all'interno della regione, altri enti locali? L'esercizio provvisorio. C'è l'esercizio provvisorio, una cosa sconosciuta per la società economica, per le imprese non hanno l'esercizio provvisorio, i comuni hanno invece l'esercizio provvisorio. In questo esercizio provvisorio, durante questi 60 giorni, un po' meno di 60 giorni, che cosa succede? L'assessore ai servizi sociali ha un'esigenza di trovare una sistemazione per gli immigrati, per esempio, per i ragazzi che per strada che si drogano, per le mamme, per le signorine che sono diventate madri senza avere supporto del marito, ha un'esigenza immediata, quindi sa che nel bilancio di previsione che si andrà ad approvare ha disponibilità di fondi, le utilizza, fa una determina, il responsabile del settore, e utilizza i 3/4 della disponibilità del fondo che viene destinato per l'assistenza sociale e lo usa per l'emergenza che si sta concretizzando, per esempio nel comune di Castelfranco Veneto. Lo può fare? Sì o no? Rispondete, non siamo all'esame. Lo può fare. Chi è contrario, per favore? Sempre uno sì o uno no, perché se no io sono contrario. Perché sono contrario? Perché lo dice il legislatore. Attenzione che nell'esercizio provvisorio, lo trovate nel decreto legislativo del 2000, che per favore vi chiedo di scaricarlo e di leggerlo almeno una volta. Non è partito, è politichese con inserimento di caratteri tecnico-amministrativi contabili, quindi lo so che per chi è un insegnante di inglese o di francese o fa l'idraulico non è una lettura, però insomma vi chiedo per cortesia scaricatelo da internet e leggetelo almeno una volta. Si va in 12esimi. Che cosa dice il legislatore? Attenzione, io ti do la possibilità di approvare il bilancio di previsione entro il 28 febbraio, in questo esercizio provvisorio potrai impegnare e pagare solo per 12esimi. Che cosa significa? Nel mese di gennaio impegnerai e pagherai un 12esimo, ma riferito all'esercizio precedente, quindi non tanto quello di previsione, ma quanto è risultato dall'esercizio precedente. Che cosa succede nell'emergenza? Nell'emergenza
purtroppo si devono trovare altre soluzioni che non vadano a impattare negativamente sul bilancio di previsione. Perché fa questo ragionamento il legislatore? Perché dice, ragazzi, attenzione, perché se mi spendete tutto nell'esercizio provvisorio, come raggiungerete il 31 di dicembre, data ultima di scadenza dell'esercizio? E soprattutto, spero di fare il tempo di illustrarvelo, abbiamo la grandissima preoccupazione del legislatore, che è quello del mantenimento degli equilibri di bilancio. Il legislatore è terrorizzato, ed è piuttosto chiaro, specifico, e dà delle indicazioni anche di carattere gestionale, che dice: guardate che prima di tutto a me, legislatore, interessa il mantenimento degli equilibri di bilancio, quindi che non ci siano disavanzi di amministrazione, e dice che cosa fare ed indica chi sono i soggetti che sono interessati a queste cose. Vorrei subito illustrarvi questo mantenimento degli equilibri di bilancio, perché è una cosa che troverete piuttosto frequentemente nel decreto legislativo del 18 agosto 267, che è stato modificato poi nel 2011 e nel 2014. Quando leggerete questo decreto legislativo e quando vi introdurrete alla contabilità degli enti locali, troverete dei principi che nella contabilità normale, nella partita dote, in sostanza non troverete. Perché? Perché la contabilità cosiddetta economica si fonda sul principio dello scambio monetario fra imprese e terzi. Se ho questo scambio monetario fra l'impresa ed un terzo, registro l'avvenimento di carattere contabile, in contabilità ovviamente. Se non ho questo scambio monetario non lo registro. Negli enti locali funziona così? No, non funziona così. Ecco perché chi ha un capitano d'industria legge perfettamente il bilancio della sua società, e soprattutto in grado di leggere molto bene i bilanci delle società concorrenti, perché è questo che mi interessa, non tanto il suo bilancio, perché lo conosce meglio della sua signora, ma è interessatissimo a capire esattamente che cosa succede nelle società concorrenti, perché è soprattutto primo. Dunque il concetto di contabilità economica è quello per cassa? Quello per? Cassa? Sì, no, è quello effettivamente è quello per cassa. Sì. Che cosa interessa al legislatore? Il principio è completamente diverso. Nella contabilità di carattere economico, la partita dopo è quella inventata da Fra Luca Pacioli, in sostanza, a fine medioevo, è questo scambio monetario fra imprese e terzi. Per gli enti locali non è così. Il legislatore propone un altro principio, anzi, è fondato su un altro principio, che è quello del sinallagma delle volontà. È derivato dal codice civile, lo troviamo nel codice civile, ve la faccio breve per non annoiarvi. Significa questo: per Mengele ha una bella bicicletta, la signora qua davanti è interessata a comprare la mia bicicletta. Bene, quando io dico voglio venderti la mia bicicletta per 50 euro, la signora dice no, 50 euro sono troppi, te ne do 30 perché vuoi fare il furbo. Quando ci incontriamo con la volontà sui 30 euro e quindi decidiamo di concludere un contratto, benché non scritto, ma fra privati è possibile, nel momento dell'incontro delle due volontà abbiamo il sinallagma. Io mi impegno a venderti la mia bicicletta, la signora si impegna ad acquistare la mia bicicletta per il prezzo che abbiamo pattuito. Bene, in questo momento il legislatore dice: questo è il momento giuridico in cui tu devi rilevare in contabilità quella determinata cosa, ed è molto facile da capire, perché faccio una gara pubblica, raccolgo le varie offerte pubbliche, individuo il fornitore, individuo il prezzo, in quel momento il responsabile del servizio farà la determina, in quel momento all'interno del bilancio di previsione, ecco la rilevazione contabile, impegna, quindi
non paga ma impegna, addebita la cifra che poi verrà fatturata dal fornitore ed impegna il bilancio di previsione. Nella parte delle entrate, ovviamente perché stiamo parlando solo delle spese, nelle parti delle entrate avremo la stessa cosa, ma dov'è il sinallarma? Chiaro che Pernekele non vuole assolutamente pagare l'IMU, Pernekele non vuole assolutamente pagare la TASI, non vuole assolutamente pagare l'imposta per la raccolta e l'attornamento dei rifiuti, perché Pernekele lo conoscono tutti, non paga mai nulla, è un personaggio che è meglio evitarlo, quando lo si vede è meglio girare l'angolo. E che cosa fa l'ente pubblico, non solo l'ente locale? Beh, ovviamente ha dei ruoli, sa che Pernekele ha un immobile, ha un castello con aeroporti, con piscine eccetera, dice tu hai questa proprietà, bene, io ti accerto che tu dovrai pagarmi l'IMU in questi termini. So che tu hai una famiglia numerosa, 6, 10 in casa, ti accerto una determinata tariffa per l'allontanamento dei rifiuti. Questo accertamento che cosa dà diritto per l'ente locale? Dà diritto ad accertare nella parte entrata una determinata quantità di disponibilità finanziaria che andrà a formare la parte entrata del bilancio di previsione. Qui dobbiamo fare attenzione, perché che cosa, devo trovare i termini giusti anche perché stiamo registrando, che cosa può essere tentato ma non lo fa nessuno. Qual è la tentazione maggiore? Ripeto, non lo fa mai nessuno, quindi chi ascolterà poi non potrà dirmi che non ho detto una cosa corretta. Non lo fa mai nessuno, ma c'è la grossa tentazione di sovrastimare le entrate e di sottostimare le uscite, perché se sovrastimo le entrate avrò maggior disponibilità di spesa. Ma è un'operazione da farsi questa? Ripeto, non lo fa mai nessuno, assolutamente no. Perché? Perché nelle spese sono facili ad essere attuate, ho bisogno di ricostruire i parchi dei giardini, ho bisogno della sentenza sociale, ho bisogno per la carta dei vari uffici, devo pagare gli stipendi eccetera eccetera eccetera, quindi è facile dar corso alla parte spesa. Molto più difficile invece dar corso alla parte entrata, perché per me è sparito, perché ci sono delle motivazioni giuridiche per le quali qualcuno non deve pagare una determinata cifra, quindi questa tentazione, che ripeto non lo fa mai nessuno, non cade mai nessuno in questa tentazione, questa è quella di sovrastimare le entrate e di sottostimare le uscite. Chi sono i responsabili, i quali devono dire no, quella determinata cifra posta in entrata e quella determinata cifra, anzi quell'accantonamento, quella appostazione in entrata e quella appostazione in uscita è corretta? Questo dipende principalmente da due figure che sono ben definite all'interno di questo decreto legislativo. Uno è responsabile dell'ufficio finanziario, in sostanza il ragioniere, tanto perché capirci, attività che io ho fatto per qualche anno, e abbiamo un altro organo, collegio dei revisori dei conti. Questi signori sono dei professionisti, io faccio parte di questa categoria anche se non esercito professionalmente questa attività. Questi signori sono i responsabili della tenuta della contabilità, sono loro che devono misurare l'efficacia e l'efficienza, sono loro che devono controllare la trasparenza, sono loro che devono controllare, ripeto non lo fa mai nessuno, che tutte le appostazioni in bilancio siano ragionevolmente raggiungibili sia nella parte entrata sia nella parte spesa. Il collegio dei revisori è un collegio importantissimo, collegio se sono 3, revisore unico se invece è un unico revisore, dipende dalla classe demografica dei comuni in cui andiamo nel concreto. Che cosa devono fare questi signori? Devono controllare esattamente tutte le appostazioni del bilancio che corrispondano alla realtà,
Perché ne sto parlando del bilancio di previsione? Perché che cosa succederà? Perché altrimenti nel conto consuntivo tutte le sovrastime o sottostime, poi al conto consuntivo avremo un disavanzo, un avanzo di amministrazione, e abbiamo detto prima che il legislatore è focalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio. I revisori dei conti, prima dell'entrata in vigore di questo decreto del 2012, come venivano eletti o come veniva eletto? Veniva eletto dal Consiglio Comunale. Anche qua non lo faceva mai nessuno, perché stiamo registrando. Il revisore o il collegio dei revisori di conti venivano scelto, ripeto, non lo faceva mai nessuno, in ragioni di carattere politico. non l'ho detto io, quindi non si sente. Perché? Perché probabilmente avere un revisore o un collegio, almeno erano 3 i revisori di conti come sono tuttora nel collegio, avere 2 revisori dei conti che venivano scelti dalla maggioranza per la loro professionalità, certamente non per la loro inclinazione politica, era diciamo così gradito da parte del Consiglio Comunale. Il terzo revisore dei conti era scelto dalla minoranza e quindi si diceva: ma in fin dei conti la volontà del Consiglio Comunale è comunque rispettata, perché ne abbiamo 2 scelti dalla parte della maggioranza e 1 scelto dalla parte della minoranza. Nel corso del tempo, ci sono voluti circa 20 anni, ci si è accorti che questo sistema di elezione dei revisori di conti non era proprio il massimo della scelta, non era il massimo della trasparenza e non garantiva, pur se da un punto di vista qualitativo i revisori di conti sono persone molto preparate, ma non dava i risultati sperati. Che cosa si è scelto di fare? Allora si è scelto di fare che non vengano più eletti dal Consiglio Comunale, vengano estratti a sorte nel collegio dei revisori di conti della provincia, ne vengono scelti più di uno, dopodiché si manda la comunicazione al prefetto e il prefetto dice: guarda, è stato scelto questo revisore o questo collegio dei revisori di conti, voi Consiglio Comunale dovete fare la nomina. Questi restano in carica per 3 anni, non sono rimovibili da parte del Consiglio Comunale se non in casi eccezionali, e quindi questi sono dei professionisti che non sono più scelti in termini di carattere politico, ma sono scelti in termini di carattere di capacità professionale. Qui devo aprire un discorso perché me lo sento fare moltissime volte e qua mi dispiace che non ci siano assessori, consiglieri o sindaci. In genere i revisori di conti, quando si approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio, l'approvazione del documento unico di programmazione DUP di cui dopo parleremo, insomma nelle parti essenziali, vitali della vita amministrativo-politica del comune, quando il Consiglio Comunale si riunisce in occasione dell'approvazione di questi documenti fondamentali, in genere i revisori, so che qualcuno invece lo fa, in genere i revisori di conti non sono presenti. Noi sì, noi vengono sempre. Mi fa piacere, benissimo. Questo significa professionalità. Un revisore dei conti che nella vita politico-amministrativa non si presenta e lascia alla discussione del Consiglio Comunale documenti tecnici, perché sono documenti tecnici, forse è il caso di richiedere la sua presenza, la sua gradita presenza, in modo tale che sia le minoranze che sia le maggioranze abbiano la possibilità di interloquire con il responsabile o i responsabili ultimi del mantenimento della contabilità, dell'efficacia, efficienza e trasparenza. In genere si chiede alla ragioniera responsabile del servizio finanziario che è presente. Bene, il ragioniere non dovrebbe avere titolo di partecipare, non dovrebbe avere titolo per rispondere, così come l'assessore al bilancio, perché abbiamo un personaggio
il ragioniere, tanto per capirci, o responsabile del servizio finanziario, io userò ragioniere tanto per capirci ed essere più veloci, che è un dipendente del comune, ma non è a lui che dovrebbero essere rivolte le domande specifiche, se non di carattere estremamente tecnico-contabile. Non è all'assessore a bilancio che si dovrebbero fare le domande relative a una determinata gara, o perché è stata fatta una variazione di bilancio, o se ritiene che il prezzo praticato per l'acquisto delle carriole sia il prezzo normale praticato dal mercato. Dovrebbero essere i revisori di conti. Come si fa per invitare in maniera piuttosto decisa i revisori di conti a partecipare? Perché è una garanzia di tutti i revisori di conti, no? Sono organi super partes voluti dal legislatore, sono tutti laureati in economia, sono tutti dei professionisti, hanno superato un esame di Stato, quindi sono dei tecnici specifici per queste cose. Sono una garanzia per tutti quanti, perché ciò che il revisore dei conti eventualmente dirà in sede di approvazione del bilancio di previsione, in sede di approvazione del conto consuntivo, tenuto conto che devono esprimere dei pareri tutte le volte che ci sono delle variazioni o delle approvazioni dei documenti contabili specifici del comune, devono esprimere un parere, quindi se danno un parere sono loro i responsabili, e sarebbe il caso che a loro venissero rivolte le domande dirette da parte anche, se del caso, da parte dei cittadini, perché i cittadini non abbiano diritto di parola in sede di consiglio comunale. Però ho visto più consigli comunali di quanti capelli abbia in testa, giù dite, beh, allora ne ho visto proprio pochi, no, ne ho visto parecchi. In genere i cittadini basta che diano uno sguardo al consigliere di riferimento e si capiscono perfettamente, quindi non c'è bisogno neanche di parlarsi. Quindi il consigliere comunale, vista l'espressione poco convinta da parte dei suoi cittadini, magari gli viene l'ispirazione di fare una domanda. Come fare per invitare in maniera piuttosto chiara i revisori di conti o i revisori di conti a partecipare alla discussione dei documenti contabili fondamentali? Ho bisogno degli occhiali e ve lo dico subito. Allora, qui mi sono portato un documento che è essenziale, che è il regolamento di contabilità armonizzata. Armonizzata perché? Perché prima avevamo la contabilità economico-finanziaria, adesso l'abbiamo armonizzata. In sostanza si tengono conto degli eventi anche futuri, di che cosa succederà nella contabilità. Non mi addentro in questo perché se ci fossero amministratori magari sarebbe un discorso interessante, con voi ho paura di complicare la situazione e di perdere l'obiettivo finale di capire almeno dove andare a cercare le cose e perché succedono determinati eventi. Bene, il regolamento di contabilità armonizzata è presente in tutti i comuni d'Italia, quindi su questo regolamento viene definita, per esempio, tutta la vita economica finanziaria, non solo dell'ente. Vi leggo i capi, i titoli principali. Il servizio finanziario: che cosa fa il servizio finanziario, da chi è retto, le competenze in materia finanziaria e contabile degli altri settori dell'ente, quali possono essere gli altri settori dell'ente, ma un settore dell'ente piuttosto interessante ed utilissimo quando funziona bene, risaliamo all'epoca degli antichi egizi, è l'economo comunale. Se abbiamo un ufficio economato che funziona bene, è un ufficio che dà un grande impulso all'attività economico-finanziaria dell'ente. Quindi l'economo comunale, di cui non si parla quasi mai, invece è una figura di rilievo che usa fra l'altro buone disponibilità finanziarie. I documenti della programmazione, la programmazione di mandato, e questa qua la vedremo spero, il documento unico di programmazione per propria intenzione di propinarvi, il bilancio di previsione, descrive che cosa è, quali sono i termini, i tempi, le modalità per l'approvazione del bilancio di previsione, il piano esecutivo di esecuzione,
Che cos'è il piano esecutivo di esecuzione? Beh, non è nient'altro che l'attribuzione da parte della Giunta delle varie disponibilità di entrata e di uscita ai vari responsabili di settore. Voi sapete che chi esegue, chi ha competenza esecutiva, oltre alla Giunta abbiamo anche i responsabili di settore, sono questi che devono essere focalizzati sull'efficacia, l'efficienza e la trasparenza. Quindi se non capite perché è stata utilizzata la Pernecchele SPA per la fornitura delle gomme dei mezzi comunali al posto di un'altra, non rivolgetevi all'assessore a bilancio, non rivolgetevi al ragioniere, non rivolgetevi ai revisori di conti se non in seconda battuta, ma rivolgetevi direttamente al responsabile del servizio, in questo caso tecnico o responsabile della movimentazione, perché sono loro i diretti interessati. Si può? Certamente sì, certamente sì. Con un'interrogazione? No, si può che fare un accesso civico agli atti, si Accesso chiede, civico agli atti. mandami per cortesia per PEC se uno l'ha, oppure mandami per mail la documentazione. Questi devono rispondere perché abbiamo l'accesso. L'ho detto prima, uno dei principi fondamentali è la trasparenza. Io mi aggrappo sempre con le unghie e con le denti sulla trasparenza perché sono soldi della collettività e deve essere giustificato scusate, al centesimo perché si è utilizzato quel determinato fondo, deve essere giustificato al centesimo perché ho tassato per Pernecchele, perché se l'ho tassato in più non va bene, se l'ho tassato in meno non va bene, deve essere stato tassato per Pernecchele esattamente per la sua capacità contributiva, ma non perché lo dica Pernecchele, perché è un principio costituzionale. Siamo tutti tenuti a provvedere alle spese dello Stato attraverso la nostra capacità contributiva che è informata al principio di progressività. Pernecchele ha 20.000 euro l'anno, è soggetto a una determinata aliquota. Pernecchele, lo sapete tutti, è più plurimiliardario, ovviamente la sua aliquota non sarà riferita al Pernecchele dei 20.000 euro per un principio di equità e di progressività voluto dalla nostra settantennale ormai Costituzione, che fra l'altro ho difeso quando la potevano modificare con le mie inesistenti capacità. Le variazioni al bilancio di previsione, vi sto facendo un excursus di cosa trovate nel regolamento di contabilità, perché vedete che stiamo toccando tutti i punti fondamentali. Ovviamente servirebbero mesi per capire esattamente che cosa fa. Io ho fatto i capelli bianchi su queste cose, ma comunque già una lettura di questi termini si può capire. Le variazioni di bilancio e le variazioni di PEC. Ovviamente perché servono le variazioni di bilancio e servono le variazioni di PEC? Perché l'abbiamo capito subito prima. Abbiamo un bilancio di previsione che andrà dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, dato che nessuno di noi e nessuno pretende che abbiamo la sfera magica per capire esattamente quanto andremo a spendere al 27 giugno del 2018 per lo sfalcio dell'erba dello stadio, nessuno ci pretende di capire esattamente quanto dovremo spendere, però ci chiedono in sede di bilancio di previsione di avere una previsione che sia accettabile. E com'è possibile avere una previsione accettabile? Beh, il comune di Valdobbiadene, per esempio, non è un comune che sia nato ieri, non ha una storia di qualche decennio, ha una storia che risale al Medioevo e forse ancora di più, quindi abbiamo tutta una serie storica di avvenimenti economico-contabili che ci dicono guarda che tutti gli anni, o perlomeno tenuto conto ovviamente dell'inflazione, tenuto conto per lo sfalcio dell'erba dello stadio comunale ti servono all'incirca 3.000 euro. Bene, se io ho posto in bilancio di previsione 12.000 euro, evidentemente che qualcosa non funziona. Se ho posto 500 euro non funziona altrettanto bene. Quindi abbiamo bisogno delle variazioni del bilancio di previsione del PEC perché ci possono essere varie necessità nel corso dell'esercizio che sono impreviste ed imprevedibili.
Per le necessità impreviste ed imprevedibili, il legislatore, ogni tanto faccio una valenza per dimostrare quanto il legislatore sia attento in queste cose, dice: beh, guardate cari amministratori, vi do la possibilità di avere il fondo di riserva. Che cos'è questo fondo di riserva? Un fondo di riserva dove vengono accantonati dei fondi per attività, per necessità impreviste e imprevedibili. Dopo magari riesco anche a darvi una lettura della costituzione del fondo di riserva, perché è interessante. Giusto l'altra sera tardi mi chiama un consigliere comunale e mi dice: ho bisogno di 25.000 euro per una determinata attività, domani sera ho il consiglio comunale, dimmi da dove li prendo. Così, seduta stante. Dico: hai guardato il fondo di riserva? No. C'è per telefono, WhatsApp, abbiamo guardato. Dico: guarda, li puoi prendere da lì e poi capiremo anche il perché. Bene, abbiamo bisogno delle variazioni del bilancio di previsione, e se variamo il bilancio di previsione dobbiamo variare anche il piano esecutivo di esecuzione per dare le disponibilità in entrata e in uscita ai vari responsabili di settore, la gestione del bilancio, le entrate, ovviamente ci sarà la spesa, il mantenimento degli equilibri di bilancio, il controllo sugli equilibri finanziari, salvaguardia degli equilibri di bilancio, provvedimenti dell'organo consiliare in ordine ai programmi e dagli equilibri di bilancio, la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri e formazione del bilancio. Quindi vedete che il legislatore sul mantenimento degli equilibri di bilancio, il sistema dei controlli, il servizio di tesoreria. Ecco qua vi faccio subito un appunto perché lo sento fare tutte le volte. Per neanche le guarda, ho visto nel bilancio di previsione che ci sono 5 milioni di euro per l'anticipazione di tesoreria, ma ci stiamo indebitando così tanto? E poi che cosa non vedo dall'altra parte? L'utilizzo di questi 5 milioni di euro di anticipazione di tesoreria. Perché non sono messi perché sono nella parte spesa e c'è scritto rimborso anticipazione di tesoreria. Non si fanno investimenti. Che cos'è questa anticipazione di tesoreria e chi è il tesoriere? Vedete che ci sono varie figure all'interno della gestione economico-finanziaria del comune. Chi è il tesoriere? Il tesoriere in sostanza è una banca. Prima avevamo anche i tesorieri proprio persone fisiche, ma è stata abbandonata ormai da parecchi decenni. Comunque c'era anche il tesoriere fisico. Che cosa fa questa banca? La banca, attraverso un concorso pubblico, fa il servizio di tesoreria. In sostanza raccoglie le entrate attraverso le reversali che manda l'ufficio di ragioneria, oppure paga le spese attraverso i mandati di pagamento. Questa tesoreria ovviamente fa il lavoro del tesoriere, cioè raccoglie entrate e paga determinate spese su ovviamente documenti che sono stati inviati dalla ragioneria. Un tempo si inviava il cartaceo, il vero mandato o la vera reversale cartacea, attualmente c'è l'home banking, quindi sono solo trasferimenti di carattere elettronico contabile. Il tesoriere, nel caso il comune lo decida di fare e ci sono ovviamente determinati limiti, può anticipare una determinata quantità di denaro, che non è, ripeto, non è un mutuo, è solo un'anticipazione di cassa nel caso non riesca ad incrociare le reversali con i mandati. Esempio, siamo al 27, non è così, non succede praticamente, arrivano i mandati di pagamento per gli stipendi degli dipendenti comunali, che sappiamo tutti sono delle persone poco raccomandabili. Non è così perché faccio parte di questa categoria e ho visto che i colleghi, non parlo del sottoscritto, ma sono molto ben disposti nell'aiutare la gente e fanno tutto quanto è possibile perché le cose funzionino. Bene, arrivano i mandati di pagamento per gli stipendi, arriva una, che sono, ammettiamo, 100 euro, arriva una reversale di incasso per l'IMU di Pernecchele di 80 euro. Il tesoriere deve necessariamente pagare gli stipendi, ma il comune non ha fondi di cassa per 20 euro.
che cosa fa la tesoreria? La tesoreria, attraverso una delibera di consiglio comunale, appone una disponibilità di cassa, un'anticipazione di tesoreria in ragione ai primi 3 titoli di entrata, non sono questioni tecniche, e dà questa possibilità di utilizzare questi fondi da parte del comune. Che cosa succede a fine anno? Perché ammettiamo che succeda costantemente tutti i 27 del mese. Che cosa succede a fine anno? A fine anno il comune dovrà reintegrare le anticipazioni di tesoreria che sono state effettuate, e all'interno di queste anticipazioni di tesoreria, cosa spiacevole per il comune, che cosa deve fare? Deve pagare gli interessi passivi, perché ovviamente il tesoriere non fa, è una banca, non fa questa attività gratis et amore dei. Che cosa, altra particolarità di cui non si parla mai, e invece io mi aggrappo con unghie e denti a questa particolarità perché è importante, perché serve, e adesso cercherò di illustrarvi se riuscirò a farlo nella maniera corretta. Che cosa è importante? È importante che il responsabile dell'attività finanziaria faccia il tesoriere all'interno del comune. Che cosa intendo dire? Deve fare attenzione di mandare i mandati delle reversali al tesoriere che almeno siano pari. Cioè, io devo pagare gli stipendi del 27, bene, devo cercare almeno di arrivare al 27 di dicembre con altrettante reversali di incasso, in modo tale da non costringere il tesoriere, da non permettere al tesoriere di fare l'anticipazione di tesoreria. È possibile farlo? Sì. Ma per farlo che cosa serve? Serve il controllo di gestione. Ecco che allora un buon tesoriere, quando c'è bisogna tenerselo buono, un buon tesoriere, un buon ragioniere, se fa davvero bene il suo mestiere, fa all'interno il tesoriere del comune. E che cosa fa in sede di conto consuntivo? Non fa pagare un centesimo di interessi passivi. Non facendo pagare un centesimo di interessi passivi, questo è un indicatore. Io quando guardo i conti consuntivi dei vari comuni vado subito. Quando mi avanza qualche minuto, oltre all'esame di altre questioni, vado a vedere quanti interessi passivi sono stati pagati. Perché? Perché per me, come revisore dei conti, è un campanello d'allarme. Dice: guarda, revisore dei conti, che non c'è stato questo equilibrio in tesoreria fra mandati e reversali di incasso, quindi probabilmente, non è detto che sia così, perché la vita di un comune è piuttosto complicata, ma è un indicatore che mi dice: guarda, fai attenzione, perché probabilmente nel controllo di gestione c'è qualche criticità, quindi vai a vedere cos'è. Può darsi che il ragioniere si sia ammalato, può darsi che non abbia visto, può darsi che abbia avuto delle difficoltà contingenti e quindi non abbia potuto, ma questo è uno degli indicatori. Quindi le anticipazioni di tesoreria, per concludere, non sono mutui, non sono spese per investimento, non sono spese correnti, non sono disponibilità date gratis et amore dei, sono una disponibilità di carattere finanziario che, se viene utilizzata, il comune paga gli interessi passivi. Che cosa possiamo fare per cercare di ridurre quanto più possibile questi interessi passivi e di non essere sempre con il fiato sul collo a ragioniere di hai fatto attenzione, hai visto, hai controllato, eccetera? Possiamo, in termini di quando si propone la gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria, dire: uno dei caratteri fondamentali per cui ti concederemo un servizio tesoreria è il tasso di interesse passivo che ci farai pagare. 10 punti se il tasso sarà 0, 4 punti se il tasso sarà il 3%, per esempio. Ecco che allora il tesoriere dice: vabbè, ti faccio 0 di qua, però tutte le volte che incasso una reversale ti faccio pagare qualche centesimo, e lì si riesce a capire, stabilire qual è il servizio di tesoreria ottimale fra le varie banche, e ne abbiamo tantissime. Io dico sempre che quando un paese è povero, tante banche siamo in questo caso. Quindi questo può essere un criterio per l'assegnazione
del servizio di tesoreria. Volevo dire un'altra cosa, ma il ragionamento mi è sfuggita, andiamo avanti, spero mi torni in mente. C'è una domanda. Prego. Allora, il revisore dei conti controlla in pratica il bilancio del comune. Adesso io introduco la Tari che non fa parte del bilancio del comune, almeno per quello che ho. È un tributo che va a sé e che riguarda, se non direttamente, riguarda i rifiuti di tutti i assimilati. No? Allora, se io dovessi fare delle domande diciamo che trovo delle irregolarità, mi posso rivolgere al revisore dei conti? Sì, perché? Perché quando si decide di assegnare il servizio di raccolta e allontanamento dei rifiuti c'è il bilancio finanziario della società. Chi avete voi di società che fa questo tipo di servizio? Abbiamo un ATI e loro producono il PEF, no? Nel quale però viene inserite altre spese che il comune fa indipendentemente con altri. Comunque, quando viene approvato in Consiglio Comunale il bilancio finanziario, lo approva il Consiglio Comunale, ma i revisori di conti sono tenuti ad andarlo ad esaminare, perché può darsi che ci sia qualcosa di poco convincente o di poco utile da un punto di vista economico-finanziario per il comune, quindi sono tenuti, nel caso uno rilevi che ci siano delle difficoltà, dire: caro revisore, sei andato a vederti questo perché a me non convince. Guardate che non sempre i revisori rispondono ai cittadini, ma rispondono al Consiglio Comunale, dopo lo vedremo. Quindi è sufficiente scendere sotto casa e aspettare nell'androne il consigliere comunale di riferimento e dire: per favore fai queste interrogazioni, interroga, perché secondo me qua c'è qualche cosa che non va. Se scrivete direttamente con i cittadini non rispondono, ma se vengono interrogati da un consigliere comunale sono tenuti a rispondere. Se non rispondono si fa la cosa più semplice di questo mondo. Se qualcuno della mia categoria mi odierà a morte, è molto semplice. Se un revisore dei conti non soddisfa le curiosità dei consiglieri comunali, è molto semplice, si scrive al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e ragionieri contabili, si dice: guarda che per Nechere non mi ha soddisfatto, incentivalo a rispondere di più, ad essere più chiaro, ad essere più preciso, ad essere tempestivo. In genere il presidente chiama Pernechere e dice: Pernechere, o fai il tuo lavoro o se no ci sono dei problemi, e allora Pernechere si mette in riga subito. Grazie. Andiamo avanti, non ringraziatemi perché siamo arrivati al servizio per tesoreria, il rendiconto della gestione, siamo in sede di conto consuntivo, il bilancio consolidato. Che cos'è il bilancio consolidato? Il bilancio consolidato è quel bilancio che, fra l'altro, a partire dal 2018 sarà obbligatorio anche per i piccoli comuni. Per i piccoli comuni intendo i comuni sotto i 5.000 abitanti. Il bilancio consolidato è il bilancio del comune di Bedelago, per esempio, e di tutte le partecipate che rientrano nel perimetro previsto dal bilancio consolidato. In sostanza, che cosa cerca di capire il legislatore? Sì, caro comune di Bedelago, ho capito che hai un conto consuntivo con un ampio avanzo di amministrazione, ma le tue partecipate sono un disastro. Quindi a me non va assolutamente bene in questa situazione, raccogli nel tuo bilancio, nel tuo conto consuntivo, il bilancio consolidato tenendo conto anche dei risultati. Ripeto, c'è un perimetro, non tutte le partecipate del comune rientrano in questo perimetro, ma tieni conto di che cosa succede nella tua area politico-economico-amministrativa, perché io voglio capire esattamente come sta andando, perché stai spendendo disponibilità finanziaria dei cittadini, e quindi io legislatore sono interessatissimo a capire che cosa succede in quella determinata area sociopolitica. Andiamo avanti. La contabilità patrimoniale e di inventari. Perché contabilità patrimoniale? Perché è interessantissimo da un punto di vista economico-finanziario. Vi faccio l'esempio sempre sul sottoscritto. Pernechere ha una bella casetta
valore ditelo voi, non ha molta importanza, me la vendo per andare in vacanza. Sono felicissimo perché me ne vado in una bella spiaggia tropicale, ma mi sono venduto la casa. Da un punto di vista patrimoniale ho fatto una bella azione? No, perché quando ritornerò dovrò andare ad abitare sotto un ponte, e la stessa cosa potrebbe essere per un ente pubblico. Mi vendo un relitto stradale, mi vendo una scuola, mi vendo qualche cosa addirittura di produttivo per cercare di avere un avanzo di amministrazione. Bene, hai ottenuto un avanzo di amministrazione finanziario positivo, ma il tuo patrimonio ne ha avuto un aumento, è diminuito da un punto di vista patrimoniale, e quindi ecco che in sede di conto consuntivo, a parte sempre lasciata ai margini, non è vero, lo guardano tutti, ma la mia impressione personale è questa, la parte patrimoniale in genere non viene mai adeguatamente indagata. Dobbiamo capire se l'azione politico-amministrativo, economico-contabile del comune ha intaccato il patrimonio del comune oppure se l'ha migliorato. Se abbiamo un avanzo di amministrazione, abbiamo migliorato anche la consistenza patrimoniale del comune, siamo tutti felici. Se abbiamo un avanzo di amministrazione e abbiamo intaccato il patrimonio non va bene, se abbiamo un disavanzo di amministrazione e abbiamo anche intaccato una parte del patrimonio del comune, ovviamente la Corte dei Conti si interessa immediatamente della situazione, perché dice: caro sindaco, cari assessori, cari consiglieri, avete ridotto la capacità patrimoniale dei vostri stessi concittadini, quindi dobbiamo capire il perché. Vado avanti. Se posso fare un'altra domanda. Prego. Nel bilancio consolidato l'anno scorso il nostro comune ha escluso una partecipata che però ha dai 30 ai 50 milioni di euro di debiti. Quindi lui, essendo proprietario dal 3 al 5%, non mi ricordo adesso, comunque noi abbiamo contestato questa cosa, no? È regolare. Bisogna vedere se rientra nel perimetro del bilancio consolidato. A chi chiedere se rientra nel perimetro del bilancio del consolidato? I revisori di conti sono loro i quali che devono controllare esattamente non solo la parte percentuale di partecipazione del comune, ma devono indicare esattamente se quella partecipata rientra nel perimetro. Il sindaco dice di no, ma guarda, noi abbiamo il 4% ma non lo utilizziamo mai, ho sentito parecchie volte dire i sindaci, non abbiamo mai neanche visto i bilanci di quelle società, e i revisori di conti devono dire no, secondo me quella società partecipata lì rientra nel perimetro, vogliamo vedere i bilanci, vogliamo capire esattamente che cosa succede in quella partecipata, perché se quella partecipata dovesse per esempio fallire, il comune deve partecipare al fallimento in ragione della quota della partecipata. Quindi sono sempre i soldi nostri e dobbiamo sempre tener conto della nostra stella polare, della trasparenza, della massima trasparenza, perché non stiamo facendo i conti con i nostri piccoli risparmi. Quali sono i criteri per far entrare una partecipata? Sono descritti, alla propria partecipazione? sì, sono descritti in documenti del Ministero dell'Interno, che qua non ho, ma se mi manda una mail le posso fornire. Costruire un bilancio consolidato è facile? Non facile, è un documento estremamente tecnico, ci servono dei tecnici e bisogna seguire dei principi che sono ben definiti e sono fermi. Quindi se uno ha dei problemi basta che chieda ai revisori dei conti, che sicuramente ne hanno visti perché è un obbligo professionale per loro. Servizio di economato, ve l'ho citato prima, e vedete qua che sul servizio economato anche qua il legislatore è piuttosto preciso, i riscuotitori speciali se ci sono, la revisione, l'organo di revisione, elezione, accettazione della carica. Non è detto che un revisore dei conti sia obbligato ad accettare la carica, può anche rifiutarlo. Entro quanto tempo lo può fare? Entro 10 giorni dal ricevimento della nomina. L'insediamento, lo stato giuridico dei revisori, che sono super partes, non sono più per fortuna, cancelliamo per fortuna,
non sono più eletti dal Consiglio Comunale, ma sono nominati. Funzioni di collaborazione, di controllo e di vigilanza, adesso andremo a leggerlo perché ritorna sempre questo ragionamento, modalità di espletamento delle funzioni dell'organo di revisione e ovviamente cessazione della carica. Un revisore dei conti passa a miglior vita, è evidente che in questo caso deve essere immediatamente sostituito perché oppure decide per ragioni personali di non far più parte di quel collegio di revisione, capita, e quando capita sarebbe il caso di andare a capire perché, se ha incontrato l'amante brasiliana e ha deciso di trasferirsi all'estero, bene. Se ci sono dei conflitti all'interno del collegio di revisione è bene indagare, e qua mi fermo perché dovrei dirvi cose personali che ho visto e quindi è il caso, dato che siamo in registrazione, di saltarle. Vi voglio leggere alcuni passaggi che riguardano il revisore dei conti perché abbiamo capito che è un organo particolarmente interessante. 5-18. Lo stato giuridico dei revisori, e questo è fondamentale, ripeto, sono tutte norme che vengono derivate dal decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e integrazioni nel 2011 e nel 2014. L'articolo 236, lo leggo per essere quanto più chiaro possibile, l'articolo 236,3 decreto legislativo 267-2000 e l'articolo 240,1 del decreto legislativo 267-2000 dice che il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale. Quando è sotto casa al bar che prende caffè non si interessa del bilancio del comune, quando è in comune è pubblico ufficiale, quindi ha la carica prevista. È sottenuto al segreto d'ufficio ovviamente e rispondo delle loro affermazioni espresse sia in forma scritta sia in forma verbale. Per lei che le dice guardate che questa postazione secondo me è sbagliata, non è corretta, rispondo personalmente di quanto dico, perché sono un tecnico che ha la revisione legale dei conti. Se mi sbaglio devo dire scusate, mi sono sbagliato, ho preso una sbaglia, eccetera. Adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario, ha diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dallo statuto. Può essere negato un documento al revisore dei conti o al collegio dei revisori dei conti? Se non è contabile, sicuro. Può essere negato un documento? No, perché? Perché altrimenti non può espletare il suo lavoro, semplicemente per quello. Ti dice mi fai vedere quella fattura, mi fai vedere quel contratto, mi fai vedere la bolletta dell'energia elettrica dell'illuminazione pubblica, andiamo a vedere questa tariffa. Perché per lei che le ha fatto pagare 50.000 euro che ha una casetta di paglia e di legno? Non è corretto. Il revisore dei conti non può assumere nel periodo di vigilanza della carica incarichi professionali retribuiti o meno presso l'ente di appartenenza. Perché? Perché ci sarebbe conflitto di interessi. Vediamo la funzione di controllo e di vigilanza. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, l'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale ed esprime preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge. Esprime preventiva valutazione. Prima di fare qualche cosa all'interno del bilancio del comune serve il parere scritto dei revisori dei conti o del revisore. La collaborazione dell'organo di revisione con il Consiglio si esplica per il tramite del sindaco o suo delegato. La funzione di controllo e di vigilanza dell'organo di revisione si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità, della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa, delle scritture contabili. È chiaro il legislatore, verifica la legittimità, chi ha fatto quel determinato atto, se era legittimato a farlo
oppure no. Ma Pernecke è responsabile del servizio dell'ufficio tecnico e decide di, che ne so, vendere un relitto stradale. Lo può fare? No, perché non è legittimato. Occorre tutta una procedura che dica al responsabile dell'ufficio tecnico: sei legittimato a cercare qualche acquirente per il nostro relitto stradale che non ci serve più e quindi dobbiamo disfarcene. Della legalità devono controllare da un punto di vista legale e fiscale se quel determinato atto è accettabile da un punto di vista di legalità, e la regolarità degli atti di gestione. Devono controllare, arrivo subito, finisco il periodo, devono controllare che la procedura prevista dal regolamento, dallo statuto, sia questa che permetta quel determinato atto. Prego. Non ho capito bene, relitto stradale adesso? Sì. Cosa sarebbe? Un relitto stradale è un pezzo di strada che non viene più utilizzato. Attenzione che tutti gli enti locali, prima di vendere una parte del patrimonio, ovviamente il relitto stradale fa parte del patrimonio del comune, quella parte di patrimonio che si decide di alienare deve essere da un punto di vista economico irrilevante, cioè non produce nessun reddito, non produce nessuna attività per il comune. Per esempio, succede spessissimo, una scuola oramai abbandonata da tempo non produce più nessun reddito, anzi è un problema per il comune perché casomai deve mantenerlo almeno che stia in piedi, decide di venderlo. Ci deve essere la dichiarazione specifica che quella parte del patrimonio non rende più nulla, è completamente è possibile alienarlo. Ho visto un'altra mano, prego. Volevo chiederle questo: lei ha parlato di legittimità e di regolarità, Sì. però non l'ho sentita menzionare la congruità. È previsto nel bilancio di previsione, è uno dei principi previsti per la composizione del bilancio di previsione. Per essere chiaro intendo dire questo: Sì. va bene che il procedimento sia stato osservato in tutte le sue fasi, però per quanto riguarda l'entità della montagna, per esempio riferendomi alla bicicletta in cui lei entrava come uno degli attori con chi gliela comprava e ha stabilito che valesse 30 euro. Ecco, il revisore dei conti può entrare nel merito e dire 30 euro non era cifra congrua? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì, senza nessun dubbio. Perché sono loro che devono stabilire l'efficacia e l'efficienza. Quindi non è sufficiente aver raggiunto l'obiettivo, devo aver raggiunto l'obiettivo con l'economicità del caso. Quindi deve essere il revisore dei conti che stabilisce sì, quel prezzo è adeguato, è il prezzo corrente di mercato, non poteva essere fatto di meglio, oppure se poteva essere fatto di meglio ci sarebbe stato un aggravio che non avrebbe compensato questa miglioria. Ho fatto questa osservazione perché in alcuni consigli di amministrazione i revisori dei conti si sono tirati fuori. Siamo in ambito privato. Ecco, sì, probabilmente così. Siamo in ambito privato, non siamo in ambito pubblico. I revisori di conti in ambito privato guardano la legalità e la congruità da un punto di vista contabile, ma non vanno a sindacare perché il capo ufficio acquisti ha comprato la caldaia a 10.000 euro quando la poteva comprare a 5.000 euro. Sono fatti aziendali. Ormai il revisore dei conti può dire: guardate che questo acquisto non vi ha portato un grandissimo utile, anzi vi ha provocato una perdita, eccetera, ma non entra, non sindaca. Invece qua in ambito pubblico sì, assolutamente sì. Grazie. Prego. Adesso andiamo a vedere i pareri dell'organo di revisione. Abbiamo visto prima che devono esprimere dei pareri. Mi dilungo un pochettino su questo perché penso che sia focale per capire da parte vostra, da parte dei cittadini, chi sono questi signori, cosa fanno e perché sono tanto importanti. L'organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, quindi sono soggetti alla legge, il parere di competenza sulle delibere di giunta e di consiglio entro 5 giorni dalla notifica di richiesta da parte del sindaco o suddelegato, prima dell'invio alla segreteria dell'ente. Prima di
adottare un atto in consiglio comunale o in giunta, ci deve essere il parere preventivo, non successivo del revisore di conti. Perché? Perché sono organo di garanzia, quindi se il revisore di conti dicono ok, sta bene questa spesa, l'organo è tutelato, che sia consiglio che sia giunta. Non solo, ma è tutelato anche la cittadinanza, perché c'è stato un controllo preventivo che prima di spendere qualche cosa l'organo tecnico-economico non ha rilevato alcunché. Che cosa succede negli ambiti pratici? Non lo fa mai nessuno. Siamo in Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, non c'è ancora il parere scritto dei revisori di conti. I consiglieri di minoranza ovviamente puntano i piedi e dicono qua in cartellina non c'è il parere scritto del revisore di conti o collegio del revisore di conti, noi non vogliamo che la discussione vada avanti perché non è allegato in cartellina. La pratica, ovviamente non lo fa mai nessuno perché tutte le cartelline sono complete, la pratica è questo: è sufficiente che prima dell'inizio della discussione ci sia il parere del revisore di conti. Non lo fa mai nessuno, lo mandano con ampio anticipo, qualche rarissimo caso lo mandano nel giorno stesso, qualche ora prima, ma non lo fa quasi mai nessuno, tutti gli altri sono molto diligenti. Ecco, l'importante è che arrivi poco prima della discussione, che dica il sindaco, l'assessore, eccolo qua, non c'è cartellina ma è qua, se lo volete leggere è qua. Non lo fa mai nessuno. Modalità di espletamento dell'organo di revisione. Qua c'è una particolarità che adesso sicuramente coglierete meglio di me. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documentazione dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Voi mi dite subito, eccolo lì. Dov'è? Eccolo lì. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni dell'organo di revisione ha diritto di accesso dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consultivo. E può. C'è l'obbligo? No. Questo è un regolamento di contabilità del comune di Spresiano. Che cosa può fare il Consiglio Comunale? Per cercare di invitare in maniera concreta il revisore o i revisori a partecipare, non e può. Si deve modificare il regolamento. Modifica il regolamento, è tenuto. È tenuto. Non lo so. È un regolamento del comune, lo può modificare, arrivo subito. Che cosa fanno i revisori di conti? Non lo fa mai nessuno, sono tutti molto diligenti eccetera. Prima di accettare l'incarico, nessuno lo fa, vanno a vedere il regolamento di contabilità. Se c'è scritto può, accettano la carica, se c'è scritto sono tenuti, non accettano la carica. Non lo fa mai nessuno, sanno tutti esattamente che sono invitati ma non hanno l'obbligo, quindi nessuno mai dei miei colleghi la prima cosa che fa è andarsi a vedere se è tenuto a presenziare oppure no, perché sono tutte persone molto corrette. È molto, arrivo subito, è semplicemente una modifica del regolamento di contabilità del comune, che è possibile farlo. Se il revisore gli sta bene, bene, se altrimenti decide in maniera migliore possibile. Prego. Il regolamento è in evidente contrasto con la legge che impone l'obbligo. No. Allora, il decreto legislativo non pone l'obbligo di presenza, non pone. Però il Consiglio Comunale, nella sua sovrana decisione, può decidere al posto di mettere e può decidere di mettere è tenuto. Si richiede, è prevista, poi le formule sono. Un'altra cosa, Prego. il regolamento di contabilità economico armonizzata, Sì. è a livello comunale oppure è una norma a livello nazionale? No, allora, il regolamento di contabilità armonizzato è
obbligatorio perché ci sono state le varie modifiche. Poi ogni comune può decidere di stilare il regolamento comunale come crede, ovviamente, e come crede trova tutte le limitazioni nel decreto legislativo 267 del 2000. Se voi fate una piccola ricerca in internet vedete che questo regolamento di contabilità per il 90% dei casi è esattamente uguale per quasi tutti i comuni d'Italia. Finora quelli che ho visto io erano tutti esattamente uguali. Prego. Un revisore dei conti può essere revisore in più strutture comunali contemporaneamente. Che cosa intende per più strutture comunali? Al servizio di più amministrazioni comunali nello stesso Nello stesso momento. Sì, ecco, è previsto avere la possibilità di essere revisore dei conti contemporaneamente, per esempio in 3 comuni, ma non all'interno dello stesso ente. Comune di Vedelago, comune di Venezia, comune di San Pietro all'Argine, cose di questo genere. Senza limiti? 3. Così, Prego. allora un revisore dei conti, se cambiamo il regolamento comunale e mettiamo che è gradita o che è obbligatoria la sua... È prevista. È prevista. E può succedere che non ne troviamo nessuno che venga a fare... Stia tranquillo che qualche uno. L'altra domanda. Qua stiamo registrando, poi quando abbiamo finito con la registrazione dico dei gossip relativamente ai miei colleghi. L'altra domanda è questa. Per chiedere che sia presente un revisore dei conti con un regolamento che diciamo non lo esplicita, no? Come si può fare? Scusi, non ho sentito. Cioè, se noi adesso abbiamo in previsione il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio, no? Qualsiasi, e vogliamo che sia presente perché nelle letture dei documenti abbiamo delle domande da fargli, come possiamo chiedere con forza che venga? Con forza non è possibile farlo. Okay. Prima di tutto bisogna avere un pezzo di carta e poi che qualcuno lo inviti. Se è prevista la tua presenza, una telefonatina da parte di qualcuno, per esempio del sindaco, per favore vuoi venire questa sera, ma ho mia moglie, ho l'amante, i bambini, eccetera. Vabbè, giustificato, la prossima volta puoi venire per favore, ma sai, devo andare a sciare, devo andare a mare. La terza volta sempre telefonatina al presidente dell'organo dei revisori dei conti, dice senti, è impegnatissimo, mi trovi qualcuno che sia scusate, un po' più disponibile, perché avremo piacere di vederlo fra di noi, e di trattenerlo per qualche ora in consiglio. La telefonata di invito può arrivare dal consigliere di minoranza? No. In caso di Lasci questa perdere telefonata al presidente dell'ordine dei settori commercialisti, è a discrezione del presidente comunque trovarne un altro, non è un obbligo. No, ma non è un obbligo, ma è evidente che quando il presidente dell'ordine chiama un suo associato, un suo iscritto, è evidente che o rispondi di sì oppure succede qualche cosa. Insomma. È un organo professionale, quindi ha una deontologia ben definita. Nel caso venga fatto osservare dal sindaco di una certa amministrazione che quel revisore dei conti è inadempiente e nel caso il presidente dell'ordine a sua discrezione decida di non agire nei confronti di quel revisore dei conti, non c'è la possibilità di agire sul presidente dell'ordine. Agire sul presidente dell'ordine no, però c'è un altro organo che può agire direttamente, che è quello che è il prefetto. Il prefetto, questo sì, può agire e dire guarda, qua c'è qualcosa che non funziona, dobbiamo trovare un personaggio che possa essere almeno accettabile. Ovviamente c'è la cessazione della carica che vi lascio. Volevo leggervi qualche cosa di interessante a proposito, perché ho visto la nota e l'ho saltata
mi scuso, ma vedete che l'argomento ha 1000 valenze, 1000 cose, ogni parola dovrebbe essere soppesata, eccetera. Parliamo di un altro organo che è fondamentale nella tenuta della contabilità economico-patrimoniale finanziaria del comune, che è il servizio finanziario, quindi il ragioniere. Mi riallaccio all'osservazione giustamente che è stata fatta prima, vi invito a farne ancora perché vedete che questo serve. Il servizio finanziario di ragioneria, così definito dall'articolo 153 del decreto legislativo, si identifica nel nostro ente con il settore finanziario ed è organizzato in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'ente e più precisamente. E qua entriamo nello specifico. La programmazione e i bilanci, quindi il documento unico di programmazione e i bilanci, non il bilancio, e i bilanci. La delegazione e dimostrazione dei risultati di gestione, eccolo qua, il controllo di gestione. La gestione del bilancio riferita all'entrata, la gestione del bilancio riferita alle spese, il controllo e la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, i rapporti con il servizio di tesoreria, ne abbiamo parlato prima, quegli altri agenti contabili interni, i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria, la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari l'abbiamo già visto, la tenuta della contabilità, ovviamente fini fiscali, che non ci sia mai un'evasione IVA, non succede mai, i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente. Poi, eccolo qua. Che cosa fa in sostanza il ragioniere? È preposto alla verifica di veridicità, ne abbiamo parlato poc'anzi, delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione. Il ragioniere è tenuto a verificare la veridicità, niente sovrastime delle entrate, niente sottostima delle uscite. È responsabile, dice il legislatore. Articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000. Con lui il revisore dei conti. È preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate. Perché? Perché? Per vedere che non si sfora, insomma. Se non arrivano disponibilità finanziaria in entrata e do mano libera alla spesa, che cosa succede a fine anno? È ovvio. Noi stessi che cosa facciamo? Prima di spendere devo vedere se mi arriva uno stipendio. Vai. Quindi dobbiamo avere l'equilibrio fra le entrate e le uscite. Dopo vi dico. Perché un conto è leggere il dettato legislativo, il dettato un conto è la pratica quotidiana, insomma. È bene conoscere la pratica, quindi secondo me... È per questo, mi perdoni se la interrompo, è per questo che ho chiesto subito, ci sono assessori, ci sono sindaci, ci sono consiglieri. Prossima volta portateli. Quest'oggi sono occupati, ma poi c'è tutta gente di buona volontà. Benissimo, sicuramente sì, sabato mattina alle 9 essere qua ad ascoltare per me che avete tutta la mia sovrana ammirazione, credete. Comunque siamo aspiranti sindaci o assessori. Bene, mi fa piacere, Faccia dell'altro, mi frega. Siamo qua per questo. Un minuto, dato che io appartengo a una determinata parte politica, molti giovani purtroppo con qualche primavera sopra, quando sarò consigliere, quando sarò sindaco farò di questo, quell'altro. E dicevo, ascolta, prima si fa una bella cosa, bella attività, ma prima devi essere afferrato. Qualcheduno, ho visto recentissimamente, mi dice hai ragione, guarda, io non ce la faccio più perché ho famiglia, ho lavoro, ci sono tantissime cose che non ho capito, tantissime cose che ho studiato, non ce la faccio più, rimetto il mandato. Non dobbiamo arrivare a questo. Prima di decidere bisogna essere ferrati, perché chi neofita di queste cose si trova davanti ad un sistema oramai
collaudato da anni, si trova ad affrontare classi politiche oramai che sono ferrate, sono lì da anni, ne hanno fatte di buone e di meno buone, quindi affrontare questi incarichi con la passione politica, con la volontà civica di fare, occorre essere qualche volta, spessissimo, dei tecnici, quindi occorre fare attenzione. Noi andiamo avanti, se no mi dilungo. È preposto la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale la salvaguardia degli equilibri di bilancio complessivi della gestione dei vincoli di finanza pubblica, ovviamente. Esprime parere di regolarità contabile, sta bene da un punto di vista contabile quella determinata cosa, sulle proposte di deliberazione di giunta di consiglio comune e di consiglio di cui è successivo. Articolo 4, ovviamente serve il parere del contabile del ragioniere e serve il parere dei revisori di conti, quindi doppio parere. C'è discordanza fra l'uno dei due, c'è il parere favorevole del ragioniere, c'è il parere contrario del revisore dei conti, c'è il parere favorevole del revisore dei conti, c'è il parere contrario del ragioniere. Capita. Che cosa succede? Che cosa fa la giunta? Che cosa fa il consiglio comunale? Uno dei due pareri non sono concordi, se sono tutti e due negativi capita anche questo. Non prendiamo la delibera di consiglio o di giunta, facciamo così? Sì o no? Si prende la responsabilità. Esattamente così. È possibile, non sono impeditivi i pareri, sono pareri preventivi, non sono impeditivi. La giunta può tranquillamente approvare, facciamo il caso estremo, abbiamo tutti e due i pareri negativi, la giunta decide di adottare una determinata delibera, il consiglio comunale decide di adottare una determinata delibera, uno del revisore o uno dei revisori di conti prende, fa un bel pacchetto, lo manda alla Corte dei Conti regionali, io ho detto di no perché non mi piaceva quella determinata spesa, vedi se ci sono gli estremi per intervenire. È organo politico, è organo sovrano, non è un organo che sia dipendente del parere del revisore o dipendente dal parere del ragioniere, è un organo politico. Noi decidiamo di comprare il nuovo cadavere per la scuola elementare e spendiamo 500.000 euro, parere contrario da parte del revisore, parere contrario da parte del noi decidiamo di farla comunque, letterina alla Corte dei Conti, se vogliono mandarla, la Corte dei Conti chiama prima il revisore e gli dice vabbè che poi il revisore gli scrive le motivazioni, chiama il revisore, ma perché sta roba? Perché secondo me eccetera eccetera. Allora letterina al revisore, letterina al sindaco, letterina al presidente del consiglio, letterina all'assessore al bilancio, mi spiegate perché? E lì poi vediamo, perché se c'è la parte penale verrà seguita la parte penale, se è la parte amministrativa verrà seguita la parte amministrativa. In genere si cerca di evitare ovviamente di avere uno dei due pareri contrari, ma capita e anche piuttosto frequentemente. Appone il costo di copertura finanziaria e qua è responsabile della tenuta della contabilità dell'ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento. Fin qua. Adesso andiamo a una cosa particolarmente interessante voluta dal legislatore. Il ragioniere, che ha la tenuta della contabilità ed è responsabile perché abbiamo visto che verifica periodicamente le entrate e le uscite, verifica che da un punto di vista contabile, finanziario e fiscale sia tutto a posto, segnala obbligatoriamente. Obbligatoriamente cosa vuol dire? Si dimentica, vabbè, stesso. Non lo vuole fare perché non gli piace, è stanco, stufo. Segnala obbligatoriamente, lo deve fare per dovere d'ufficio, non lo può non fare, non può dimenticarsi, non può essere negligente, non può farlo con dolo, deve obbligatoriamente segnalare al Presidente del Consiglio o suo delegato, al Segretario Generale, poi vi dico all'organo di revisione e alla Corte dei Conti, sezione controllo fatti
e a sezione con fatti o atti che sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possono, non che sia già accaduto, che possono in previsione. Io ho visto una cosa in contabilità, ho visto l'andamento delle entrate che non è correlato all'andamento dell'uscita, penso che probabilmente in futuro questo possa danneggiare l'ente, che possano a suo giudizio comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'ente. Quindi il ragioniere, quando vede qualche cosa che non lo convince nel bilancio, è obbligato a fare queste segnalazioni ai signori che sopra abbiamo citato, nonché comunica. Revisore, guardi, ho visto qualche dottor Pernecchia, guardi, sto controllando la contabilità, ho visto che le entrate sono in ritardo, ho visto che le spese non vanno bene, ho visto che residui eccetera, e credo che ci siano delle probabili difficoltà in sede di consuntivo. Grazie, arrivederci. No, non funziona così. E comunica per iscritto l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, così come previsto successivo articolo 6. Quindi vedete che c'è sempre un controllo assiduo della contabilità, perché, ripeto, stiamo utilizzando denari pubblici. Poi esprime il parere contabile, eccetera. Vediamo se trovo. Questo segnala e al revisore, segnala al Presidente del Consiglio, segnala alla Corte dei Conti e sì, prego. Mi domando però, come può essere che allora un comune come Sì, Roma disavanzo. sia arrivato a un disavanzo di 13 miliardi di euro? Sì. Glielo dico dopo, posso? Voi mi avete costretto diciamo che qualcheduno non ha fatto il suo lavoro, poi perché non l'abbia fatto lì ci sta un po' di tutto, sia da parte di chi non fa il suo lavoro sia da parte di chi dovrebbe controllare che qualcheduno non fa. Perseguibili. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dobbiamo tenere conto che abbiamo sempre il principio della certezza della pena, perché se non applichiamo questo principio della certezza della pena per Nechele, che è un disgraziato che non vuole fare niente, ha sprecato tutta la sua vita, in questo caso se è tenuto e nessuno lo persegue, ma è chiaro che per Nechele continuerà così fino all'ultimo dei suoi giorni. Segnalazione obbligatoria del responsabile del servizio finanziario, abbiamo visto prima. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti della gestione dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare. La segnalazione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti e il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 193 decreto legislativo 267 del 2000, provvede al riequilibrio entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Deve fare qualche cosa, perché il ragioniere dice attenzione, c'è un campanello d'allarme, ho scritto tutti quanti, tu Consiglio Comunale hai tempo 30 giorni previsti dal legislatore per il riequilibrio del bilancio. Che cosa devi fare? O mi aumenti le entrate o mi tagli le spese sostanzialmente, oppure le operazioni che il ragioniere naturalmente per iscritto suggerisce, dice io ho visto questo, ci potrebbe essere questa soluzione, poi il Consiglio Comunale vedrà. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultano di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra la sospensione con effetto immediato. Si accorge, il Consiglio Comunale
a tempo, ma c'è un pregiudizio per l'equilibrio di bilancio. Il ragioniere di sua autonoma volontà può effettuare la sospensione con effetto immediato delle attestazioni di copertura finanziaria di cui l'articolo 5 del presente regolamento. La decisione di sospendere il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima. Quindi non solo obbligato a controllare, non solo obbligato a comunicare per iscritto, ma è anche tenuto, se ritiene il caso, di sospendere praticamente l'attività di spesa del comune. Bene, quindi vedete che i controlli ci sono stringenti e questo è interessante. Adesso entriamo un pochettino. 10 sono le 11, abbiamo altre 2 ore. Questo ve lo voglio dire perché ho sentito dire siamo tutti in lizza per fare il sindaco, per fare. Forse ho esagerato. No, va benissimo. Quando sarò sindaco, Superman, vado dentro nella cabina del telefono, mi straccio la camicia, divento Superman, nel mio comune lo faccio diventare il paradiso terrestre per tutti i miei cittadini, perché mi sento propenso per queste cose, perché ho la capacità, la volontà e posso farlo. Il problema è che non ci sono più le cabine. Ci sono i cellulari. È così. No, è solo per sapere un po' come muoversi, no? È detto Sì. che si possano Ma fare miracoli. lo dice il legislatore come muoversi. Esatto. Relazione di inizio mandato. Io sono stato eletto con il 90% dei voti dei miei cari concittadini che ripongono in maniera maldestra la grandissima fiducia nel sottoscritto, divento sindaco e incomincio la mia attività politico-economico-finanziaria. Relazione di inizio mandato. Quindi arriva Pernechele, cari dipendenti, cari cittadini, adesso sono qua io, sine qua non, sono qua io, adesso vedrete che cambia tutto da un giorno all'altro. Fate quello che vi dico io, non rompetemi le scatole, perché io so esattamente che cosa fare per i miei cittadini. Relazione di inizio mandato, articolo 4 bis del decreto legislativo 149/2011, il responsabile del servizio finanziario provvede a redigere la relazione di inizio mandato del sindaco e la sottopone alla sottoscrizione del sindaco entro 90 giorni dall'inizio del mandato. Arriva Pernechele, neo sindaco, entro 90 giorni c'è il ragioniere che dice: caro Pernechele, questa è la situazione economico-finanziaria. Non mi piace, guarda qua com'è, questi qua che erano prima di me mi straccio le vesti, cambiamo tutto, non cambi niente. Perché questa è la situazione economico-patrimoniale finanziaria che hai ereditato. Ti adegui a questo perché hai un vincolo questa volta di bilancio. La relazione deve contenere, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 bis del decreto legislativo 149, tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale. Ti dico com'è la situazione finanziaria, ti dico a che punto è il patrimonio e la misura dell'indebitamento, oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente. Che cosa fa Pernechele, neo Superman, neo sindaco della... prende semplicemente atto, non può fare tutto quello che vuole, potrà farlo nel corso degli anni se resisterà, ma non dal giorno dopo. La relazione, oltre ai contenuti richiamati in commi precedenti, dovrà contenere una cosa che mi dà un fastidio enorme, che non voglio proprio neanche sentirlo parlare, dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Sì, io voglio fare tantissime cose, ma se la relazione di inizio mandato mi dice questa è la situazione, devo prendermi un paio di camomille e dire vabbè, quello che pensavo di poter fare non lo posso fare perché devo attenermi alle linee programmatiche. I contenuti della relazione di inizio mandato costituiscono, lei che è disgraziato, va bene, prendo atto, ma tanto è solo cartaccia, chi mi ha preceduto non ha capito niente, solo io sono super intelligente, vabbè te la firmo, ma non mi interessa, sono cose. I contenuti della relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali per che cosa? Della sezione strategica del documento unico di programmazione. Sono elementi essenziali della strategia, della mia strategia per i prossimi 5 anni. Quando sarò sindaco farò tutto quello che voglio io, farai quello che potrai fare secondo quanto hai ereditato dalle amministrazioni precedenti e quanto il legislatore ti permetterà di fare. Prego. Non sarebbe più utile allora una relazione di fine mandato, in modo che la campagna elettorale possa essere molto più c'è anche questo, sì. C'è. E adesso vediamo una cosetta interessante perché non riusciamo a vedere tutto purtroppo, ma... Scusi, una piccola domanda Prego. ancora. Allora, se l'amministrazione uscente tra 5 mesi ci sono le elezioni, io faccio il DUP e gesso un po' chi dovrebbe succedere, e poi io posso non rispettarlo quel DUP o devo rispettarlo anch'io? Lo deve rispettare almeno nel primo anno e negli anni successivi potrà modificare il DUP. Però non è che il DUP sia partito, vedremo fra un attimo, questo mi serve come introduzione prodromica al documento unico di programmazione che ha intenzione almeno nelle parti essenziali di illustrare. Documento unico di programmazione. Documento unico di programmazione ex relazione previsionale programmatica. Documento unico significa in un unico documento devo programmare la vita politico, economico, amministrativa, patrimoniale per i prossimi 3 o 5 anni. Vedremo perché dico 3 e vedremo perché dico 5 anni. Il documento unico di programmazione, articolo 170 decreto legislativo 267 del 2000 che diamo per letto, il documento unico si collega al documento degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42,2 decreto legislativo 267 e alla relazione di inizio mandato di cui è l'articolo precedente. Quindi significa vai a vedere qual è la tua eredità, che cosa ti stai portando avanti. Si vede. Sì, no, perché adesso arrivo. E 2 minuti facciamo la pausa alle 11. Bene, allora finisco il capoverso e dopo facciamo la pausa. Il documento unico di programmazione a carattere generale costituisce la guida strategica ed operativa. Io ho intenzione di fare un ponte strategico perché collega le due parti del mio comune che da sempre erano divise, ed operativa, devo dire anche con quali fondi, con quali mezzi, con quali tempi, con quali risorse umane ho intenzione di fare quel ponte. Esso è redatto nel rispetto di quanto previsto al principio applicato dalla programmazione di cui l'articolo 4.1 del decreto legislativo, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio una nota di aggiornamento, e qua incomincio a fare il sindaco, la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. Facciamo la pausa, intanto io carico lo schema del documento unico di programmazione che esamineremo fra qualche minuto. 5 minuti sono sufficienti? Ok, bene, 5 minuti.
Volevo dire, Scusa, perché devo assolutamente fare sta roba. Ah, perché va bene, fai un video che ti chiedono poi di te, va bene, ok. Ma Adesso vediamo delle cose stellari. Possiamo riprendere. Ok, grazie mille. Documento unico di programmazione. Stai vicino? Sì, sto vicino. Documento unico di programmazione, l'abbiamo detto prima, è un documento unico dove vengono contenute tutte le linee programmatiche e strategiche, adesso intervengo subito nel focus e strategiche della vita economico-finanziaria dell'ente. Dove è contenuto il documento unico di programmazione? È lo strumento principe di programmazione voluto dal decreto legislativo 118 del 2011 e 126 del 2014. Prima c'era la relazione previsionale programmatica. Col documento unico di programmazione, rispetto alla relazione previsionale programmatica, ex relazione previsionale programmatica, è un documento più completo e stringente. Passatemi il termine, accettate per quanto può valere quanto vi sto per dire in questo momento. Io preferisco il documento unico di programmazione al bilancio di previsione. Allora, per me, che cosa ci stai dicendo? No, sto dicendo una cosa piuttosto semplice almeno dal punto di vista. Ho fatto predisposto un buon documento unico di programmazione. Il bilancio di previsione dovrebbe essere semplicemente un documento di carattere economico-contabile. Perché? Perché nel documento unico di programmazione, che si trova negli articoli 151 e 170,1 del testo unico degli enti locali che abbiamo visto prima, deve contenere determinate qualità, determinate caratteristiche. Intanto è composto da due sezioni: la sezione strategica, che cosa voglio fare, che cosa ho intenzione di fare da un punto di vista strategico per la comunità economico-sociale nella quale io sono diventato sindaco, e la sezione operativa. Quindi alla sezione strategica devo dire perché ho intenzione di fare un giardino di infanzia, qual è l'obiettivo strategico che ho intenzione di raggiungere, ma nel contempo e in maniera proprio stringente devo dire anche con quali risorse economico-finanziarie e umane ho intenzione di perseguire quell'oggetto strategico. Io ho intenzione di mettere sul mio territorio degli autovelox mobili in ogni angolo di via, compro tutta la strumentazione necessaria, ho un solo vigile. L'obiettivo strategico non sarà mai raggiunto. Ho intenzione di mettere 4 autovelox, ho 6 vigili urbani a disposizione. Probabilmente quell'obiettivo strategico riuscirò a raggiungerlo perché ho la disponibilità umana per poterlo fare. Autovelox ad ogni via, ad ogni angolo di via, con un solo vigile, non lo raggiungerò mai. Allora, la sezione strategica ha durata temporale pari al mandato amministrativo. Io ho intenzione, metto per iscritto nella sezione strategica che cosa ho intenzione di fare per i prossimi 5 anni, quindi per il mio mandato di sindaco. La sezione operativa invece appare a quella del bilancio di previsione, che non è più annuale prima della riforma della contabilità armonizzata, ma è relativo a 3 anni perché c'è un sistema di contabilità armonizzata dove gli eventi vengono definiti per cassa e non solo per competenza. Dovremmo approfondire, lo so, ma vediamo quali sono gli indirizzi generali di natura strategica.
Investimenti e razionalizzazione delle opere pubbliche. Devo dire nella sezione strategica quali investimenti ho intenzione di fare per i prossimi 5 anni. I programmi e progetti di investimento, ovviamente se un programma o un progetto di investimento dovrò dire anche quali risorse finanziarie farò riferimento, e se ho delle risorse finanziarie devo dire anche come raccogliere queste risorse finanziarie. Tributi e tariffe. Cari cittadini, quando sarò eletto sindaco vi prometto che abolirò tutte le tasse. Bravo Pernecchia, tu sì che sei un bravo sindaco. Sono un sindaco credibile. Cari concittadini, se mi eleggerete io vi tasserò, perché ho intenzione attraverso le vostre tasse di fare un asilo comunale nuovo, perché quello che c'è è fatiscente. L'80enne in pensione mi dirà Pernecchia a me non interessa, alle giovani coppie dicono Pernecchia magari tu lo facessi, perché nel frattempo che il bambino è all'asilo mia moglie può lavorare, possiamo dedicarci ad altre attività. La spesa corrente è fondamentale perché è uno degli elementi del mantenimento degli equilibri di bilancio. Che cos'è la spesa corrente? Lo sapete tutte voi. Spesa corrente che cosa può essere? Ditemene uno. Stipendi dei dipendenti, consumi elettrici, gasolio eccetera. Ancora? Energia elettrica ancora. Coraggio, su. La carta Da fotocopia e poi strade, mantenimento ordinario delle strade, poi La manutenzione delle strade, spesa o spesa corrente o spesa in conto capitale, spesa di investimento, dipende. Sfalcio dell'erba, mantenimento della scuola materna, mantenimento dell'asilo nido, mantenimento della scuola media, mantenimento delle scuole elementari, mantenimento ordinario delle strade. Sindaco, ci sono buche dappertutto. Energia elettrica, stipendi dei dipendenti, imposte e tasse, divisi dei vigili, benzina per i mezzi dei vigili, benzina per i mezzi degli operai, attrezzatura per gli operai e quant'altro. Domanda subito a bruciapelo. Tutte queste spese posso tagliarle del 50%, non le voglio più sentire parlare. Posso tagliarle del 50%? Di quanto posso tagliarle? posso ottimizzare qualcosa. Più di tanto non si fa, dice il nostro amico. Quindi qual è la caratteristica ossessiva della spesa corrente? Irritante proprio, questa spesa corrente ha una caratteristica irritante, arrivo subito. Qual è? Aumenta costantemente ed è difficilissimo tagliare la spesa corrente, difficilissimo. Proponiamo di tagliare lo stipendio per Pernecchia, tanto questo verrà in comune accompagnato dai carabinieri. Sì, è possibile. Il comune dove lavoro decide di tagliarmi lo stipendio del 50%, mi rifiuto di andare a lavorare, tutti i giorni viene il carabiniere alle 6:30, Pernecchia vieni che ti porto al posto di lavoro, ma quando Pernecchia sarà al posto di lavoro è debole di vescica e insomma poveretto, eccetera. Quindi vedete, è un esempio banale, scusatemi della banalità, ma la spesa corrente ha l'irritante caratteristica di essere, in termini tecnici, difficilmente comprimibile. Io posso sì utilizzare, come dice giustamente e acutamente il nostro amico, posso sì ottimizzare qualcosa, ma tagliare gli stipendi non se ne parla, cercare di ridurre l'attrezzatura per gli operatori ecologici posso farlo, ma non più di tanto, perché se no non faccio servizio ai cittadini. Posso cercare di limitare il consumo del riscaldamento per le scuole materne, elementari, eccetera, ma le mamme, se vado sotto di qualche decimo di grado, oddio i miei bambini. La qualità ovviamente del servizio che do al servizio mensa dell'asilo nido deve essere ottima, sana ed ottima, quindi sono tutte caratteristiche che ci portano a considerare che la spesa corrente ha l'irritante caratteristica di essere difficilmente comprensibile. Lasci perdere il dottore. È possibile pensare a una riduzione del personale qualora si rilevi che è ridondante?
È possibile farlo, sì, però bisogna giustificarlo. Ci sono vari studi e c'è una geografia proprio della densità e ad ogni dipendente quanti cittadini corrispondono, è una bella geografia politica d'Italia, andate a vedervela, non voglio fare considerazioni perché sennò abbiamo sempre lì il nostro occhio vigile, andate a vedere come è diviso per esempio nella varia struttura territoriale italiana e vi rendete conto qual è la situazione attuale in sostanza. Prego, uno dei due. Io penso però che la spesa corrente possa essere ridotta, ma ci sono però dei programmi di investimento che dovrebbero essere cresciuti. Ad esempio penso ai consumi elettrici. Io posso fare un programma di investimento politico in cui ricopro tutti gli edifici del comune con impianto fotovoltaico che avrà un costo iniziale di investimento, ma va a battere e anche il discorso del personale posso ottimizzare senza ricorrere a consulenze esterne, ma valutando di più le potenzialità del personale. Però la spesa corrente rimane uguale. Evidentemente sì, è possibile farlo, bisogna fare un piano economico finanziario umano per capire anche le caratteristiche umane e è possibile farlo, però ripeto, in termini generali andare a toccare, ed ecco perché dentro nel documento unico di programmazione la spesa corrente è uno degli elementi di gestione dove si gioca la gestione politico-amministrativa del comune. Prego. Scusi, io ho notato questo, che per esempio moltissimi comuni lo spaccio d'erba, la deratizzazione e altri servizi li tendono ad addebitare nella Tari per distoglierli da quello che è il bilancio. Ne avevo accennato qualcosa prima. Ho visto per esempio che il nostro comune ha aderito in un modo magari non al 100% a un consorzio per i vigili, però adesso hanno installato due tirette o comunque autovelox che controllano i semafori del nostro comune, perché devono introitare delle spese. In questo modo distolgono delle spese dal bilancio per accaricarle o sulle multe o sulla Tari, no? E quindi è irritante anche questo quanto l'aumento delle spese, vedere di tartassare i cittadini senza rendere un servizio veramente utile, perché poi quei soldi lì vanno per la sagra o per altre cose. Benissimo, immagino abbiate sentito tutti l'intervento che per me è stato piacevole. Che intervento ha fatto? Di carattere economico o di carattere politico? Stiamo parlando di un'entrata, in questo caso il titolo terzo dell'entrata, entrata propria del comune. Ha fatto un intervento di carattere politico. Questo intervento lo deve fare un consigliere comunale. Guardate, caro consiglio comunale, che a me il T-Rex o quello che sia lì non va bene, perché non serve all'educazione, serve solo ad impinguare il capitolo del titolo terzo, entrate extratributarie, e fra l'altro mi permetta di aggiungere, questa entrata è un'entrata futura certa o futura ed incerta? Futura ed incerta, ma se io metto nei primi tre titoli di entrata del bilancio che mi serve poi per l'equilibrio economico-finanziario del comune un'entrata futura ed incerta che mi va a equilibrare il titolo primo della spesa corrente, che è una spesa futura e certa o futura ed incerta? La spesa corrente. Futura e certa va a finanziare una spesa futura e certa con un'entrata futura ed incerta. Quindi non solo un intervento di carattere politico, ma un intervento anche di carattere contabile ed economico, perché mi dice Campallino, revisore dei conti, attenzione che il comune ha messo per esempio 100 euro in entrata per le multe di vigili, ma ho 100 euro in uscita per gli stipendi. Ma se questa entrata non mi viene accertata entro la fine dell'anno al 100%, che cosa succederà in termini di disavanzo del conto consuntivo? Avrò un disavanzo, avrò una perdita.
Questo ci ricollega al discorso di prima, che non lo fa mai nessuno, ripeto, di sovrastimare le entrate e di sottostimare le uscite. Ecco perché il ragioniere e i revisori di conti su questi devono accentrare la loro massima attenzione, perché può succedere che già in sede di bilancio di previsione e ancor prima in sede di documento unico di programmazione ci siano i segni, i prodromi per portare o un disavanzo o un disavanzo. Questo mi ricollego alla richiesta fatta prima, ma perché è possibile che ci sia per esempio un disavanzo enorme in un determinato comune? Perché evidentemente c'è stato prima a monte qualche cosa che non è stato verificato, che non è stato ponderato, che non è stato visto, che non è stato denunciato, che non è stato messo bene in evidenza. Vedete che per ogni intervento abbiamo subito un diretto riferimento alla contabilità. Non c'è parola che venga espressa o scritta nella vita economico-finanziaria del comune che non abbia diretto riflesso sulla vita dei cittadini. Non c'è, non esiste, almeno io non l'ho mai vista. Gestione del patrimonio, ne abbiamo parlato prima. Vendo la mia casa per andare in vacanza, vendo una parte del patrimonio per riequilibrare il bilancio. Ho fatto una buona operazione? No, perché ho sì sistemato il bilancio, ma ho depredato il patrimonio. L'indebitamento: posso indebitarmi in maniera indefinita, carico i cittadini, ho intenzione di rifare il civico acquedotto, mi indebito con una banca o con la Cassa Depositi e Prestiti. Non dico nient'altro, faccio una buona azione? No, perché? Devo trovare le risorse. Io ho avuto la sfortuna in un consiglio comunale di sentire un consigliere comunale insegnante di ragioneria a un ufficio tecnico che diceva testuale parole: tanto di cappello ai comuni che si indebitano, perché così rendono maggior servizi ai cittadini e non dobbiamo considerare un mutuo come un debito. Insegnante di ragioneria. O era particolarmente annebbiato o non so che cosa spiegasse ai suoi allievi questo signore. Quindi attenzione, perché ripeto, per ogni parola che pronunciamo in sede di consiglio comunale o in sede di bilancio ha diretto riflesso sulla vita e sulla qualità di vita dei cittadini che sono interessati a quell'ambito. Solo in quell'ambito il comune di Prato Verde è indebitato in maniera tale da essere in dissesto. Riguarda solo quei cittadini? No, che gli altri devono perché ovviamente c'è un altro organo sovranazionale che lo Stato. Una parte non dico preponderante, ma comunque una parte importante dei paesi, i comuni non funzionano, le ASL non funzionano, le regioni non funzionano, riguardano solo quelle regioni, solo quelle popolazioni spendaccioni, solo loro, riguarda tutti quanti noi. Allora, avvocato del diavolo è anche spendaccione delle due. A cosa serve il patrimonio? Il patrimonio serve per mantenere, allora, il patrimonio ha la grande caratteristica di essere un patrimonio, si dice in termini tecnico, a fecondità ripetuta, un buon patrimonio in grado di produrre reddito costantemente nel tempo. Non fine a se stesso come patrimonio? Certamente no. La scuola in disuso la vendo per fare la vendo per fare un'altra. È evidente che se io mi vendo tutte le scuole, che cosa succede? Le mamme dicono: ma sindaco, ma porca miseria, ma devo portare i miei bambini distanti 10 km perché tu ti sei venduto tutte le scuole. D'accordo che con la vendita delle scuole ha abbassato l'IRPEF, la percentuale sull'IRPEF, quindi noi in casa abbiamo consumato di più, ma santo Dio tutti i giorni devo fare 10 km andata e ritorno per portare i miei bambini alla scuola. Devo dire che il patrimonio fine a se stesso non è mai fine a se stesso il patrimonio, non è mai fine a se stesso perché, ripeto, ha la caratteristica di produrre utilità, di produrre reddito in futuro e in maniera costante. Quindi bisogna fare
attenzione al patrimonio. Indebitamento, equilibri della situazione corrente, l'abbiamo detto prima, sulla stessa corrente, disponibilità e gestione delle risorse umane ovviamente. Io ho intenzione di fare una campagna di solidarietà per i ragazzi disagiati, dando contributi, dando finanziamenti, dando assistenza alle famiglie, facendo incontri pubblici, tavole rotonde, libri, seminari, eccetera. E nel mio comune non ho l'assistente sociale, come prima l'esempio dei vigili. Non posso fare attività se non ho risorse umane disponibili. Coerenza e compatibilità col patto di stabilità interno, casomai ne parleremo, e con i vincoli di finanza pubblica. Se ho un vincolo di finanza pubblica che mi dice sindaci d'Italia dovete comportarvi in questa maniera, non posso far altro che essere supino alla volontà legislativa. La sezione operativa si divide a sua volta in due parti. La parte prima riguarda le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, la parte seconda contiene la programmazione dettagliata. Voglio capire nel dettaglio che cosa hai intenzione di fare e come lo vuoi fare, ma in maniera dettagliata. Voglio capire nello specifico quali sono gli strumenti che hai intenzione di utilizzare. La scansione temporale entro il 31 luglio, la presentazione da parte della Giunta al Consiglio Comunale. Perché la Giunta? Perché la Giunta è l'organo esecutivo. È come in sostanza per lo Stato il Parlamento, il Consiglio Comunale, e la parte esecutiva per lo Stato è il Governo. Quindi la Giunta all'interno del Comune è il Governo, il Consiglio Comunale è il Parlamento. Il Governo propone al Parlamento che cosa fare per i prossimi 5 anni. Ex relazione previsionale programmatica. Adesso ho intenzione di andare a vedere un documento unico di programmazione. Il Comune non ci interessa, è ancora in vigore questo documento unico di programmazione che può essere rivisto ogni anno. Vediamo la sezione strategica, condizioni esterne, analisi strategie delle condizioni esterne. Il materiale ovviamente è a vostra disposizione, se avete una chiavetta USB ve lo copio e dopo lo fate girare. Le condizioni interne, la valutazione generale dei mezzi finanziari, la definizione degli obiettivi operativi, vado molto veloce, dopo con calma lo leggerete, programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio, ancora questo patrimonio, e c'è sempre di più il patrimonio, la presentazione, eccetera, introduzione del gruppo e logica espositiva. Facciamo un esempio che ogni tanto lo faccio perché lo ritengo interessante. Io abito a Nogara e vengo ad abitare qua, non conosco nessuno, non so che sia sindaco, non so che sia giunta, ma come cittadino sono interessato a capire dove ho intenzione di porre la mia residenza. Vado al bar e chiedo: ma lei che è nato qua mi racconta un po' la storia di questo comune, mi dice com'è, che cosa succede, che cosa fa. No, mi sedo davanti al mio PC, vado all'interno del sistema informativo del comune dove ho intenzione di porre la mia residenza e mi leggo il documento unico di programmazione. Da lì riesco ad avere moltissimi elementi che mi fanno capire che tipo di comune mi troverò davanti, che tipo di società, che tipo di amministrazione mi troverò davanti, che tipo di tassazione. Io sono ricchissimo, non mi interessa la tassazione. Sono un poveraccio che ho 10-15 mila euro di reddito all'anno. Andare in un comune dove ho una forte pressione fiscale o andare in un comune dove ho una lieve pressione fiscale non è indifferente per me. Questo è uno strumento di programmazione non solo per la collettività, ma anche per la collettività inteso in senso lato. Quindi il documento unico di programmazione, adesso vedremo, vi farò un esempietto molto semplice che ci farà capire le cose.
Prego? Posso fare una domanda un po' politica? Prego. Ma allora in una campagna elettorale una cosa seria sarebbe correlare la propria campagna elettorale a un dunque, cioè presentare già ai cittadini quale potrebbe essere il dunque della forza politica che si presenta a governare. Potrebbe essere una cosa... Sarebbe una cosa intelligente. Quanto lo avete visto fare finora? No, senza fare promesse. No, quante volte lo avete visto fare? Ma potrebbe essere apprezzata questa cosa? Sì. Non solo sarebbe apprezzata, sarebbe da un punto di vista ideologico obbligatoria, di dire esattamente ai cittadini quello che è possibile fare e come verrà fatto, in quali termini, con quali risorse e in quali tempi. Questo si vuole fare. Cari concittadini, se mi voterete diventeremo il paese del Bengodi, diventerete tutti ricchi, come sento in qualche campagna politica. D'accordo? Diventeremo tutti ricchi. È possibile diventare tutti ricchi? E quando saremo tutti ricchi, che avremo tutti la Ferrari, che ho sempre desiderato di avere una Ferrari, quando avremo tutti la Ferrari, per lei che ne vorrà avere la Ferrari e l'elicottero, perché la Ferrari ce l'hanno tutti. Quindi dobbiamo stare attenti alla demagogia. Una cosetta tecnica proprio. Bene. Noi nel nostro paese abbiamo molta poca stima delle persone che ci governano. Non penso che siano in grado di stilare una cosa del genere. Chi è che la stila questa cosa qui? Tutta questa pappardella qua. Sì. Chi è che la scrive? Il nostro sindaco no di sicuro. E il nostro vice neanche. C'è qualcuno che la scrive e loro firmano, non so. Sì, lo so chi la scrive, ma non glielo posso dire. Lei mi sta provocando, lei mi sta pungolando, dopo la insomma, avete voluto la telecamera, la telecamera ha i suoi limiti e i suoi... Andiamo avanti, mi ricorderò di lei nelle mie preghiere. Questo perché quando sarò sindaco di questo comune farò tutto quello che voglio io. E anzi ho intenzione di fare di più. Vedete che parte subito con la cosa più semplice di questo mondo. Quanti siamo? È evidente che la metropoli di Milano non è Nogara dove abito, non è Peschiera del Garda, non è Venezia, non è Forlimpopoli, un altro comune. Popolazione, fattore demografico. È importante il fattore demografico per un comune? Perché è importante? Perché sulla base dell'età anagrafica riesce a operare il tipo di servizi di cui la gente ha bisogno. È così come dice il nostro amico. Ma anche perché le tasse le prendi in base alla popolazione. È così come dice quest'altro nostro amico. Sì, entrambe le cose sono. Entrambe le cose sono importanti. C'è un'altra cosa, se mi permette. Insisto su questo perché già vi sto trascinando a un ragionamento Un'altra finale. cosa, Un aumento demografico aumenta la necessità di maggiori servizi e quindi maggiori spese, compensato dalle tasse. Ma lei è contrario al tasso di natalità? No. No. c'è un'altra cosa che È provocatoria perché mi serve. Mi sto provocando, ma c'è una Però devo cosa. dargli degli asili, voglio aumentare la tassa. c'è un'altra cosa che ho notato. Da noi hanno concesso un sacco di edificabilità in previsione della popolazione che doveva nascere ma che non è mai nata, anzi è nata. Che cosa è successo in questo caso? Impotenza. Che cosa è successo in questo caso? Un'entrata futura incerta e un piano Si è sbagliata la programmazione. Sì. Sbagliando la programmazione in questo termini, che cosa significa? Significa aver addebitato per questo errore le generazioni future. È così? Addebitato e indebitato. Ed indebitato le generazioni future. Volevo proprio portarvi a questo punto. E lo vediamo subito, ci siete arrivati, quindi vedete che la sola popolazione residente, io sarò il vostro nuovo sindaco,
conoscere esattamente la composizione della popolazione residente è un vincolo attuale, ma soprattutto un vincolo futuro, perché io posso avere una politica di acquisizione di popolazione da paesi limitrofi, dall'estero, stranieri, immigrati, posso decidere di non averla. Questo mi incide direttamente sull'economia del paese e sulla struttura orografica del paese. È inutile che vada a costruire villette monofamiliari per le giovani coppie quando giovani coppie non ne avrò. Se avrò una popolazione residente anziana, dovrò cercare di avere una politica edilizia del mio paese per quella popolazione che mi troverò fra 10, 15, 20 anni. Ma una volta che avrò costruito le casette per gli anziani, non è che il prossimo sindaco fra 30 anni le arada il suolo e fa qualcosa di nuovo. Addebiterò ed indebiterò le generazioni future per questa mia scelta. Quindi la programmazione e lo studio della sezione strategica non dovrà essere basata, quale legislatore lo vuole solo per 5 anni, ma un buon sindaco lo prevede fra i 15, 20, 30 anni. Lo vediamo nello specifico. Volete ancora fare il sindaco? Magari qualche volta. Allora, popolazione legale 4.350, l'ho scelto questa perché sono numeri semplici. Movimento demografico, nati deceduti nell'anno, immigrati ed emigrati 4.384, poca variazione. Andiamo a vedere però la popolazione della stratificazione. I maschi sono 2.294, le femmine sono 2.090. Che cosa vediamo subito qua? Abbiamo una preponderanza di maschi. Caso? Raro, perché le signore, beate loro, per la natura le protegge fin dall'inizio, le signore campano più dei maschi, perché per ragioni fisiologiche, eccetera. Andiamo a vedere quest'altra cosa invece che è interessante. Composizione per età: prescolare da 0 a 6 anni, 300 bambini, scuola dell'obbligo 7-14 anni, poco più di 300 ragazzi, quasi 400. Facciamo 4 3 7, sono 700. Ve la faccio breve. Andiamo a vedere la popolazione senile, 809. Viene un imprenditore edile e mi dice: caro assessore all'edilizia, io ho intenzione di lotizzare una parte del suo territorio, pago tutte le imposte, bucalossi, tutto quello che serve, e faccio delle villette a schiera per le giovani coppie, perché secondo me è un'operazione da fare. Che cosa fa semplicemente l'assessore all'edilizia di quel comune? Mi concede subito la cosa. Mi dice: guardi, l'unica cosa che posso fare è le do il documento unico di programmazione, se lo lega, perché le tue villette non le venderai mai, perché non ho generazioni future, non ne ho. Sono in debito in questo caso di 200 bambini, 200 future famiglie se restano lì. Ho intenzione di fare un centro sanitario di uno per gli anziani, benissimo, lo faccia subito, perché sicuramente questa attività sarà utile, verrà utilizzata. L'assessore ai servizi sociali dice: ma in fin dei conti ho il problema della droga, ho il problema delle ragazze madri, ho il problema degli immigrati, ho il problema della dispersione scolastica, ho tantissimi altri problemi, e della parte anziana della popolazione non ho disponibilità. È sbagliato. Si deve occupare dell'assistenza agli anziani, perché glielo dice la popolazione presente. Che cosa vi sto dicendo? La parte dello sviluppo edilizio, la parte dello sviluppo economico, la parte dello sviluppo sociale è fortemente definito dalla popolazione residente. Posso modificarla da subito la popolazione residente? No, dovrò avere delle strategie precise, specifiche, se voglio modificare la popolazione residente, e devo avere la risorsa per fare questo, perché altrimenti non riuscirò a fare le politiche che io ho intenzione.
di qualsiasi partito esse siano, destra, sinistra, sopra, sotto, gialli, verdi, arancione, questo è. Quindi tutta la fantasia che uno può avere per fare il sindaco, l'assessore, eccetera, ha dei fortissimi limiti derivati dal territorio, ma soprattutto dalla popolazione residente. Però di contro una scelta politica da parte di un sindaco per attirare più coppie giovani o famiglie giovani è quella di aumentare i servizi per i giovani in modo da ringiovanire il paese. Certo, è possibile farlo come, quando, perché, con quale risorse. A che pagina siamo della relazione previsionale programmatica? Siamo solo a pagina 6 e questa è composta, mi pare, da 132 pagine. Quindi siamo solo a pagina 6 e abbiamo già capito che cominciamo a fare ciò che è possibile, non ciò che vorremmo, ciò che è possibile. Poi abbiamo il movimento migratorio nella parte incidenza dei giovani anziani, confronti territoriali, andiamo avanti. Ecco, un'altra cosa che interessa, poi sapete che nella vita è previsto anche l'amore. Qualcuno è contrario all'amore? Nessuno. Bene, allora guardiamo una cosa particolare che riguarderà la parte strategica. Incidenza delle coppie miste, per esempio in questo comune nel 91 era lo 0,5% della popolazione, nel 2001 è arrivata all'1,1%, nel 2011, 10 anni dopo, raddoppiata. In questo comune abbiamo la presenza massiccia di coppie miste. Questo andamento, qualcuno è contrario all'amore? Nessuno. Ma che riflessi ha in termini politico-strategici, finanziari ed economici nel mio comune? Li ha? Intanto chiediamoci, li ha o non li ha? Certo che li ha, perché coppie miste che cosa significa? Bambini che hanno cultura, lingua, origine, e non vorrei mai citarlo, ma sono costretto a farlo, religioni diverse. Il bambino della coppia mista, qualsiasi essa sia, di qualsiasi religione, ha un regime alimentare particolare. Quindi non gli posso dare, per esempio, è solo un esempio, non voglio suscitare recriminazioni da qualche parte religiosa, è solo un esempio scolastico. Qualcuno che rifiuta un determinato tipo di carne dovrà avere la mensa scolastica definita per quel tipo di religione, definita per quel tipo di menù. Costa caro, non importa, devo rispettare il credo religioso, devo rispettare. Se costa di più, che cosa devo fare nel titolo primo delle entrate? Aumentare le entrate per la mensa scolastica, ovviamente, perché devo rispettare una determinata classe culturale, eccetera. Bene, sono lì solo la parte della mensa scolastica? Ovviamente no, perché la vita va avanti, la signora litiga col marito e la signora che cosa fa? Ammettiamo che sia la signora straniera, che cosa fa? Basta, mi sono stancato di te nei confronti del marito, riprendo i bambini e torno da mia madre. Avete mai sentita questa affermazione? Sì, piuttosto normale per le signore, dice torno da mia madre perché non ti sopporto più. Bene, avremo un bambino magari di nazionalità italiana che viene preso contro la volontà del padre e si trasferisce la signora, armi i bagagli e bambini all'estero. Abbiamo dei problemi certamente, perché dobbiamo seguire dal punto di vista anche burocratico e legislativo il trasferimento del minore all'estero. Quindi vedete che non è solo questione di amore, fra così l'amore romantico. Il comune è più realista del re. Ogni variazione all'interno della sua popolazione ha, ripeto, immediate ripercussioni non solo a livello societario ma anche a livello di carattere, proprio terra a terra di contabilità e di imposte.
Ovviamente, aumentando le coppie miste, che cosa fanno le coppie miste? In genere hanno dei problemi, non perché siano miste, perché li hanno anche le coppie, ma hanno qualche propensione più di assistenza sociale, perché c'è l'incontro di culture, di religioni e cose diverse. Riduciamo il personale dell'assistenza sociale. Questo comune decide di ridurre il personale dell'assistenza sociale. Brutta idea. Ovviamente a livello scolastico poi bisognerà tener conto anche delle considerazioni dell'origine diversa delle coppie che vengono ad essere residenti. Ecco qua. In questo comune abbiamo visto un deficit nei confronti delle persone senili. Vediamo asili nido 1, posti 26, tutto invariato, guardate l'ultima riga sotto, si vede, il puntatore si vede. Strutture per anziani. Non c'è. Va bene, non c'è. Possiamo decidere di fare una struttura per anziani, possiamo decidere di non farla. Che cosa succede al comune vicino che ha una casa di riposo? Vanno dall'altra parte, ovviamente. Che cosa farà il sindaco di quel comune? Ma scusami, io capisco la tua situazione, però i tuoi anziani vengono nella casa di riposo mia, li accolgo tutti, perché grazie a Dio ho la disponibilità, non è vero. Non è vero, chi ha anziani in casa come ho avuto io sa che cosa vuol dire. Non è vero che vengono accolti tutti. Se non vengono accolti tutti, l'anziano bisogna comunque assisterlo, perché non tutti possono andare nella casa di riposo del comune vicino, ammesso che ci siano posti. Qualche anziano dovrà essere assistito dove? A casa. Abbiamo l'assistenza domiciliare in questo comune? Non la facciamo l'assistenza domiciliare perché il bilancio non ce lo permette. Lasciamo perdere il novantenne a casa da solo che non riesce nemmeno a farsi da mangiare, poveretto, chi si sente di fare una scelta del genere? Cari cittadini, vi tasserò di più perché ho intenzione di fare l'assistenza domiciliare per gli anziani. Quanti voti prendo? Ma sto dicendo una cosa necessaria, prevista ed utile, perché così sarà. Io volevo fare una politica assistenziale diversa. No signore, non la posso fare. Pasti caldi e domicilio degli anziani. Non è che insista su questo, ma è per farvi capire che per ogni cosa che vado a toccare, per ogni tasto che vado a toccare, ho un immediato riflesso sul bilancio del comune. Pasti caldi, domicilio agli anziani. Lo facciamo? Sì, no. Non abbiamo l'assistenza sociale, l'assistenza domiciliare agli anziani, non facciamo nemmeno la distribuzione di pasti agli anziani. Sì, facciamola, che almeno da mangiare diamocelo. Quanto facciamo pagare agli anziani il pasto a domicilio caldo, ovviamente? Il valore del confezionamento e della materia prima, o facciamo qualcosa di meno? O qualcosa di più? Chi decide questo? Questo è il Consiglio Comunale che deve deciderlo. Perché? Lo faccio proporzionale al reddito. Lo faccio in proporzione al reddito, ottima idea. Ma il reddito di chi? Il reddito dell'ex lavoratore dipendente che ha pagato sempre le tasse fino all'ultimo centesimo perché non aveva più possibilità, o il vecchio commerciante che ha dichiarato quanto riteneva opportuno dichiarare? E poi, se decidiamo di fare qualcosa in meno rispetto al costo della materia prima, del confezionamento, della distribuzione, questa differenza
A chi la dedichiamo? Alla comunità. Ma io e mia moglie abbiamo 25 anni, ci siamo appena sposati, abbiamo costituito una famiglia. Io del pasto degli anziani, di farmi pagare una parte del pasto degli anziani, non sono provocatorio, perché vi porto a un altro ragionamento. Non ne voglio sentir parlare, non me ne frega niente del pasto degli anziani. Io non voglio pagarlo in sostanza, perché non mi compete. Questi sono i servizi pubblici a domanda individuale, non avete mai sentiti parlare? C'è una delibera di consiglio comunale dove approva i servizi pubblici a domanda individuale. Quali sono? I campi sportivi, ovviamente, i bambini che vanno a tirare 4 calci a pallone, la società culturistica ciclistica, la società del teatro, i pasti caldi agli anziani. Quindi bisogna determinare le tariffe, perché in ragione alle tariffe decido se caricare più o meno quella spesa, quella differenza di spesa sulla collettività o meno. Se decido di caricare di più sulla collettività dovrò aumentare la pressione fiscale, se decido di caricare di meno questa parte, quindi di far pagare tutti questi servizi pubblici a domanda individuale, perché a giocare a calcio ci vanno i bambini, basta gli anziani, sono gli anziani, e quindi sono a domanda individuale ma sono servizi pubblici, quindi ha una diretta conseguenza sulla pressione fiscale, titolo primo dell'entrata. Devo aumentare l'IMU in sostanza. Per coprire quella differenza devo fare pressione direttamente nelle tasche dei cittadini, devo fondare le mani nelle tasche dei cittadini. Se ci sono domande, ovviamente fatele pur sempre senza problemi, perché questo ovviamente ha un riflesso immediato sullo sviluppo economico del mio territorio che ho intenzione di fare nei prossimi 5 anni. Vado velocissimamente. Le condizioni interne, ovviamente, devo tener conto delle condizioni interne, perché tutto quello che voglio fare devo essere attento alle mie condizioni interne. Qua ci sono le partecipate, vi prego di leggervi il documento unico di programmazione del vostro comune. Questo qua. Adesso andiamo alla parte che più ci interessa come cittadini e ci interessa ovviamente come politici, ci interessa come ragionieri, ci interessa come revisione dei conti, ci interessa come collettività, ci interessa come Stato, ci interessa come agenzia delle entrate. Cosa stai dicendo? Tutti questi attori per una tabellina con 4 cifre su, ma non esageriamo, sia un po' più concreto. Adesso vi dico io la concretezza. Intanto andiamo a vedere imposta municipale propria. Che cosa vediamo? Stima del gettito 2016 467.500 euro, peso 30,4%. Stimato 2017-2018 47.500, 47.500. Che cosa fa un consigliere di minoranza subito quando vede questo documento unico di programmazione? Che cosa fa per me, che me l'ha messo che sia un consigliere di minoranza che non fa mai nella mia vita? Che cosa fa? Alza la mano e dice la cosa più semplice di questo mondo. Egregio dottor Mario Rossi mi spiega perché nella gestione dei tributi non c'è un centesimo di differenza in questa tariffa. Non ha intenzione il comune e lei, signor sindaco, non ha intenzione per i prossimi 6 anni di aumentare o diminuire la pressione fiscale? Sì, no, perché? È una semplice osservazione. Un numero che resta costante per 3 anni. Perché è al massimo? Può darsi che sia il massimo. Allora, se è il massimo, caro sindaco, perché non ha intenzione di ridurla? Quali sono le tue intenzioni strategiche su questo punto? Guardate che stiamo parlando del primo numero, siamo a pagina 24, dobbiamo arrivare a 130 oltre, che non ci arriveremo, ma è solo per indicarvi un numero, il primo numero che trovo, 1, ma ne potrei prendere uno a caso, il ragionamento non cambia. Primo numero dico, vabbè,
Sento la discussione del revisore e del sindaco, mi dichiaro soddisfatto, vado alla seconda, alla Tasi, stessa cosa, vado alla terza, Tari, stessa cosa, tranne il 2017 2018. Perché nel 2017-2018 la Tari l'avete aumentata? Può esserci un aumento demografico o delle coperture catastali? Bene, deve essere spiegato nella relazione del documento unico di programmazione. Non c'è, qua non c'è scritto perché deve essere giustificato. Siamo al terzo numero, andiamo al quarto l'addizionale IRPEF 430.000. Qua il consigliere di minoranza si arrabbia subito, salta a piedi pari sul tavolo del consiglio comunale, dice: ma come, l'addizionale comunale all'IRPEF sempre? Scusate, ma ieri sera ho avuto un incontro sull'immigrazione, ero senza microfono, quindi ho dovuto attingere alle mie risorse. Addizionale comunale all'IRPEF 430.000. Va bene, ho capito. Siamo in crisi economica? Sì o no? Sì. E se qualcuno all'interno del mio comune, qualche famiglia perde il posto di lavoro, tu mi mantieni l'addizionale comunale all'IRPEF inalterata. Ma se per me che perde il posto di lavoro, l'IRPEF non la paga sicuramente. Ha più bisogno di assistenza. È corretto l'imputazione? È accettabile, egregio revisore dei conti, l'imputazione dell'addizionale IRPEF costante per i prossimi 3 anni? E qua si potrebbe fare le ipotesi strategiche che vengono fatte, perché se io penso comunque di attirare gente da altri comuni, per esempio quelli che perdono il lavoro possono sostituiti da quelli che entrano, invece da tutte le assunzioni demografiche, a partire dalla situazione demografica e dall'evoluzione che io penso che avrà. E penso che avrà situazione strategica, come sarà. Qua abbiamo visto che abbiamo i vecchietti, beati loro, abbiamo pochi giovani. Manterremo per sempre l'addizionale IRPEF inalterata? Assolutamente no, qualche cosa qua succederà di sicuro. Imposta pubblica sul diritto delle affissioni, questa qua va bene. Canone occupazione solo pubblico, va bene, speriamo che ci sia occupazione solo pubblico. Allora andiamo a vedere subito qual è la percentuale più alta su cui fa riferimento questo comune. È l'imposta municipale propria, il 30,4%, grazie mille. Ma ce ne sono altre, per esempio. Abbiamo quasi un 30% di addizionale comunale all'IRPEF e abbiamo poco più del 25% per un totale del 52%, 53%, quindi più della metà derivate dalla Tari e dall'addizionale comunale all'IRPEF. Più della metà del gettito dei tributi sono dati da questi 2 tributi. È così? Sì, se la matematica non è un'opinione, è così. L'imposta municipale propria IMU è derivata dagli immobili. Questa è un'entrata, se sono occupati ovviamente. Questa è un'entrata, futura è certa o incerta? Incerta perché potrebbero, ma comunque in termini generali le case sono lì, ti tasso perché hai casa e quindi definiamola per il momento entrata futura certa. Possiamo dire la stessa cosa sull'addizionale comunale IRPEF 25,5%? No, perché? è un paese di giovani e quelli che sono attivi al lavoro andranno in pensione e quindi produrranno meno IRPEF, dipenderà dalla situazione economica complessiva non solo regionale ma addirittura nazionale, addirittura sovranazionale. Quindi questa possiamo dirla, attenzione a quel 25,5%
perché questa ha la caratteristica, l'irritabile caratteristica di avere la natura di un'entrata futura e quasi incerta. E che cosa possiamo dire invece della Tari? Scusate, il dizionario IPEF 27, quasi il 30%, la Tari il 25%. Se ho un movimento demografico, questa Tari qua è entrata futura certa o è entrata futura e probabilmente incerta? Incerta. Stiamo discutendo del 53% delle entrate del comune su qualche cosa di incerto. Grave? Non grave? Questo lasciamo un punto di domanda. Stiamo discutendo del 53% delle entrate del comune di cui non abbiamo certezza. Se il 53% delle entrate abbiamo qualche dubbio, che cosa succede nella parte spesa per il 53% delle spese del comune? Però, scusi dottore, bisogna dire che sì, incerta, ma se è soggetta a delle variazioni, sono delle variazioni che devono essere per forza modeste, voglio dire che dal 53% non possono passare al 45%, passeranno al 52% probabilmente. Quindi la variazione è comunque contenuta, perché altrimenti bisogna prevedere che succede un cataclisma in questo comune per avere delle variazioni così consistenti. Bene. Magari una giunta a 5 stelle. Bene, accogliamo la tesi, sono variazioni minime, proprio minime delle entrate. Tesi accolta al 100%. Dove dobbiamo fare delle variazioni minime? La parte spesa, benché sia minima, microscopica la variazione in entrata, per il mantenimento degli equilibri di bilancio, abbiamo visto prima il ragioniere e il collegio dei revisori dei conti, dobbiamo prepararci a delle variazioni minime, benché minime, anche nella parte spesa. Dobbiamo tagliare la parte spesa minimamente, microscopicamente, ma dobbiamo tagliare anche la parte spesa se accertiamo che ci sono delle variazioni minime nella parte entrata. Se vado a fare dei tagli minimi nella parte spesa, dove vado ad incidere? Sui servizi ai cittadini. Quindi la programmazione entrata non è, ecco la necessità di non sovrastimare le entrate e di non sottimare le uscite, non è una necessità squisitamente tecnico-contabile, è una necessità che devo fare attenzione a salvaguardare i servizi cittadini, perché nessuna mamma vuole sentirsi dire che faccio un esempio macroscopico, nessuna mamma vuole sentirsi dire che il suo bambino sta 15 minuti in meno all'asilo nido, perché dice devo uscire 15 minuti prima dal lavoro e il mio capo mi fa la testa così. Ecco perché dobbiamo sempre stare attenti, perché abbiamo sempre riflesso immediato sulla qualità di vita dei nostri stessi cittadini. Tasso occupazione solo pubblico lasciamo perdere. Eccolo qua. Scusi, Prego. la tabella di prima delle entrate c'era tutto o magari manca qualcosa? No. Penso alla tassa di soggiorno, magari non è questo il comune, ma Non è questo il comune. Ci sono comuni ricchi, io vengo dalla provincia di Verona, quindi la parte dei comuni della Riviera del Garda sono tutti comuni ricchi. Dove abito io siamo dei poveracci che i comuni devono affondare le mani nelle tasche dei cittadini perché non hanno entrata. Ovviamente l'Assise, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Garda, tutta quella zona lì hanno entrate che sono derivate dal turismo e quindi possono permettersi investimenti, possono permettersi pressioni fiscali che il comune di Nogara, non avendo un turista neanche morto, o almeno bisogna portarlo lì a forza, deve necessariamente affondare le mani nelle tasche dei cittadini, quindi anche nel sottoscritto. Parlavamo prima dei servizi pubblici di demanda individuale, guarda caso sono a pagina
sono a pagina 26 della relazione previsionale del documento unico di programmazione. Perché? Perché sono servizi ai cittadini, devo capire strategicamente che cosa voglio fare. Eccolo lì. Servizio mensa scolastica, le mamme sono interessate. La stima del gettito è di 19.800 euro, pesa sul totale della spesa per un 29, quasi 30%. Eccolo lì. Punto 2, pasto veicolato per gli anziani, 31% è la spesa più grande dei servizi pubblici a domanda individuale. Possiamo far senza dell'assistenza sociale, possiamo far senza dell'assistenza domiciliare? Assolutamente no. Siamo vincolati dalla popolazione residente, poi tutto il resto, spazio, parchi gioco, eccetera, eccetera. Il servizio di assistenza domiciliare 20,6, che se lo sommo al pasto veicolato siamo ancora oltre al 50% dei servizi pubblici di domanda individuale, solo per una frazione della popolazione, gli anziani. Che cosa possiamo fare? Possiamo solo fare una cosa: se vogliamo mantenere i nostri vecchietti asili per quanto più tempo possibile, dobbiamo aumentare la pressione fiscale, non c'è altra soluzione. Che ne dica l'assessore al bilancio, che ne dica l'assessore all'urbanistica, che ne dica l'assessore allo sport, ma non mi dà i soldi neanche per comprare la coppa per i ragazzini che hanno vinto il torneo di pattinaggio, perché parliamo solo di calcio. No, non te lo posso dare perché devo assistere gli anziani. Punto tale. Andiamo un pochettino più avanti. Ecco qua quanto fa pagare, per esempio, dalla tariffa mensa, la tariffa in base all'ISE, eccetera, i pasti veicolati, quanto fa pagare. Qua vedo 6,50, per mio padre pagavo 7,50 euro. Sono tutte scelte di carattere ovviamente politico. E per chi non ha un becco di una lira? Servizi sociali. Le vecchie pernecchie che ha fatto un disastro della sua vita, è da solo, non ha neanche l'acqua per pulirsi la faccia, che cosa gli facciamo pagare? Nulla, è tutto a carico della società. Quindi avere una società produttiva, avere una società che risparmia, avere una società che si autoprotegge, avere una società che sia resiliente alle difficoltà è un vantaggio di tutti, non solo del soggetto. Spesa corrente per missione, qua lo vedete. Possiamo fare subito un excursus, vedete su 2.136.000 poco più, andiamo a vedere qual è la spesa principale, sono i servizi generali istituzionali. Andiamo a vedere per esempio lo sviluppo sostenibile a tutela dell'ambiente, quasi 400.000 euro, diritto allo studio 242.000 euro, politica sociale e famiglia 244.000 euro. Vedete che con 4-5 spese abbiamo fatto più del 70% della spesa della programmazione per la spesa corrente. 4-5 voci in questo bilancio, non di più. È così solo per questo comune, no, così nella maggior parte dei comuni. Quindi gli assessori indispensabili sono 2-3, quelli che spendono più di tutti. Il sociale, che spende e non porta niente al comune, porta una cosa ma non ve la posso dire. Tutela dell'ambiente ovviamente è l'assessore al territorio e all'edilizia, e assessore alla cultura, perché ovviamente alle scuole e alle attività, eccetera. Questi sono i 3 assessori, definiamoli così, non perché lo vogliono fare, ma perché così lo portano, sono quelli più spendaccioni in assoluto. Qua abbiamo i grafici. Il riepilogo per missioni sono questioni tecniche, patrimonio e gestione del patrimonio, qui abbiamo spiegato prima che cosa c'è. Le disponibilità e risorse straordinarie, sì, ma avremo pur qualche entrata straordinaria? Sì che l'abbiamo, se ce l'hai ne devi tener conto. Trasferimenti da amministrazione pubblica, in questo anno 66.000 euro che viene per esempio dalla regione, che viene dalla comunità europea. Entrata futura certa o entrata futura ed incerta?
incerta perché la regione ti dice guarda comune di Biancofiore ti darò un finanziamento per qualsiasi cosa, il bilancio della regione va male, caro comune mando una mail, una PEC, non ti do più il record di una lira, che cosa di un euro. Che cosa succede all'interno del bilancio consuntivo di questo comune? Un disavanzo ovviamente. E cosa bisogna fare? Bisogna coprirlo con che cosa? Con un'entrata che vada a compensare questo, quindi una variazione di bilancio di cui non abbiamo parlato prima, mi scuso, ma il tempo è sempre tirano. Abbiamo solo mezz'ora, quindi cerco di accelerare il tempo. Questo è interessante anche questo. Siamo sempre in sede di Consiglio Comunale per l'approvazione del documento unico di programmazione. Entrate tributarie, li vediamo per titoli, 1, 2, 3, queste sono le entrate definite proprio da parte del Comune. Che cosa vedo subito, come consigliere di minoranza, come ragioniere, come popolazione, come revisore di conti? Vedo esposizione massima per interessi passivi 2014, 2014, 2014. È evidente che è un errore e chiedo che venga subito rettificato. Tributarie non cambia nel corso dei 3 anni, i trasferimenti correnti non cambiano nel corso dei 3 anni, le entrate extratributarie non cambiano nel corso del triennio. C'è qualcosa che non funziona, per favore rivedete questa parte perché contabilmente come composizione non va bene, è stata saltata, è stata non vista, è stata non corretta. Per favore correggetela perché c'è qualcosa che non va. Andiamo, quindi vedete che ci sono anche cosette che possono essere evitate. Questo è interessante. Allora, vediamo i tributi. Qua siamo in sede di mantenimento degli equilibri finanziari. C'è una voce che adesso andremo ad esaminare possibilmente velocemente, spero in maniera più chiara possibile. Allora abbiamo i tributi a quasi 2 milioni, abbiamo i trasferimenti correnti, quelli che abbiamo visto prima, entrate che vengono da altri enti, le entrate extratributarie, entrate correnti generiche per investimenti, li abbiamo meno 61.000 euro, pareggiamo come le risorse ordinarie a 2 milioni e 2. Andiamo qua, spese correnti. Vedete che su un totale di 2 milioni e 2 ne abbiamo 2 milioni e 100 di sole spese correnti, non di spese di investimento. Dobbiamo fare attenzione non solo nella parte entrate ma anche nella parte spesa, delle spese correnti, perché vedete che le spese correnti si portano via la stragrande maggioranza di tutte le entrate correnti. Ovviamente se io ho una spesa corrente che devo fare tutti gli anni, ogni mese, ogni settimana, devo avere altrettanto entrate correnti per Necchele mi deve pagare, perché se per Necchele non mi paga non riesco più a far fronte alla spesa corrente. E poi abbiamo il rimborso dei prestiti, quindi gli interessi passivi. Dobbiamo fare attenzione all'indebitamento, perché se mi indebito con un istituto di credito ordinario o con la Cassa dei Depositi e Prestiti, questi interessi passivi, perché ho fatto il ponte nuovo che congiunge le 2 sponde del mio comune, dovrò far fronte come? Chi mi darà la possibilità di pagare la quota capitale e la quota interessi all'istituto di credito o alla Cassa dei Depositi e Prestiti? Dovrò fare riferimento alle tasche dei cittadini, quindi cari cittadini, io ho intenzione di fare il nuovo ponte, ma attenzione che mi indebiterò e vi chiederò più soldi, più disponibilità, più pressione fiscale. Lo volete il ponte, sì o no? La popolazione deciderà, sì, lo facciamo perché ci serve, perché miglioreremo
i trasporti, perché avremo maggiore possibilità di sviluppo economico, perché attireremo nuova popolazione, finché siamo divisi non potremo farlo, siamo disposti a sacrificarci per 15-20 anni, un mutuo in genere è per 15-20 anni, però abbiamo intenzione che questo sia produttivo nel corso degli anni futuri. Scusi dottore, Prego, lasci perdere il dottore che non è il caso. ho visto un comune che ha ricontrattato tutti Sì. i tassi dei mutui che Sì. esistevano, Sì. però li hanno allungati di una ventina d'anni. È corretta questa pratica? Allora, prima di tutto bisogna fare un calcolo di carattere finanziario, bisogna capire se è conveniente oppure no. Vi dico la storia di un ragioniere che conosco molto bene, che all'epoca il sindaco gli aveva proposto di fare questa manovra. È un ragioniere che conosco molto, molto bene, ha messo parere contrario. Dice no, finanziariamente non va bene. Quel ragioniere ha dovuto lasciare l'impiego, perché il sindaco ha cominciato sulla stampa locale a dire che quel ragioniere non riusciva a far bene il suo lavoro. L'ha denigrato, un ragioniere che conosco molto, molto bene. Bisogna fare attenzione perché non è detto che sia sempre favorevole una cosa del genere, bisogna stare lì, mettersi lì a fare conteggio. Il ragioniere che conosco molto, molto bene, il sindaco ha detto: tu stai indebitando per i prossimi 20 anni la collettività di questo comune, non stai facendo tu un buon servizio al comune, non il ragioniere che conosco molto bene. Quel ragioniere è dovuto lasciare forzato, perché ovviamente il sindaco se l'era legato al naso. Quindi bisogna stare molto attenti a queste cose. Scusate, riesci a ingrandire leggermente l'immagine, che così non riusciamo a vedere tutto meglio? Così va meglio, più di così non riesco ad andare. Patto di stabilità e vincoli finanziari, lo abbiamo visto prima, ci sono anche questi vincoli. La sezione operativa, anche questa è particolarmente interessante, perché prima abbiamo visto la sezione strategica e qua invece andiamo nell'analisi proprio approfondita delle varie entrate, e qua vedete che ci danno tutti gli scostamenti, tutte cose da vedere e da criticare, criticare in senso positivo, nel senso di cercare di capire che cosa viene definito in ogni dato. Abbiamo ovviamente anche la parte in conto capitale, la riduzione delle attività finanziarie, ne abbiamo appena citato in questo momento, è possibile. Ecco, a proposito della riduzione delle attività finanziarie, una cosa che ogni tanto mi chiedono appartenenti al movimento di cui faccio parte, dice: ma il Consiglio Comunale sta portando in aula, sta portando in seduta la riduzione dei mutui, soprattutto mutui che sono stati contratti accesi in tempi passati, in genere 10-15 anni. È un'operazione da farsi? È favorevole? Come la vedi? Che cosa mi suggerisci di dire il Consiglio Comunale? Io dico sempre, senza vedere i conti, dico di sì. Perché? E questo in parte contraddice quanto prima, ma era una situazione diversa. Comunque in termini generali di sì. Perché? Perché è bene farlo, e quando si fanno queste cose in genere la popolazione non riesce a capire in particolar modo perché è un'operazione in termini generali produttiva e utile. In questi termini, perché? All'interno del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, e qua dovremmo fare i ragionieri del comune, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio viene contabilizzato in una maniera particolare. Sono i primi 3 titoli dell'entrata, più il titolo primo della spesa, più la parte degli interessi passivi. Quindi la parte degli interessi passivi, come abbiamo visto prima, viene sommata al titolo primo della spesa corrente. Che cosa significa questo in termini logici? Significa, attenzione caro comune, che
se ti indebiti, tutte le entrate proprie, i primi 3 titoli di entrate che abbiamo visto prima, questi devono assolutamente essere in grado di finanziare il titolo primo della spesa corrente, entrata futura e certa, spesa futura e certa, più la parte degli interessi. Perché non mi citi la parte in conto capitale? Perché la parte in conto capitale fa parte di un altro equilibrio. Io legislatore ti dico, caro comune, se ti vuoi indebitare, primi 3 titoli di entrate proprie, le devi comparare col titolo primo la spesa corrente più gli interessi. Se da un punto di vista finanziario, e qua siamo in una sottocategoria che fa riferimento a quanto detto prima, se da un punto di vista strettamente finanziario è un'operazione convincente da farsi, anche da un punto di vista economico di mantenimento degli equilibri di bilancio è da farsi. Perché? Perché si va a ridurre la parte degli interessi passivi. Ma se va a ridurre la parte degli interessi passivi, che cosa significa all'interno dell'equilibrio di bilancio del comune? Significa la cosa più semplice di questo mondo, in termini tecnico viene definita, si dà più elasticità al bilancio. Che cosa significa? Significa che hai più manovra nel titolo primo della spesa corrente, che abbiamo visto che ha la triste caratteristica di essere incomprimibile, ma soprattutto ti permette, come diceva prima giustamente il nostro amico, ti permette un maggior grado di errore nelle entrate. Succede qualche cosa che nelle entrate l'imprevisto imprevedibile mai anticipato l'estinzione di qualche mutuo e quindi hai ridotto la parte degli interessi passivi, questo ti permette una maggior garanzia di mantenimento degli equilibri di bilancio, ma la cosa più importante, ripeto, è che ti dà maggiore elasticità del bilancio. Ma se l'altra parte, invece la parte dei cittadini, dice bene, avete anticipato l'estinzione di qualche mutuo, ma perché questo risparmio non lo date all'assistenza sociale, non lo date alla spesa per gli investimenti, rifate i giardini, rifate qualcosa d'altro? Perché non fate queste azioni? E questo è difficile da spiegarlo. Arrivo subito, perché c'è l'area amministrativo-contabile che dice no, salvaguardiamo il bilancio, salvaguardiamo questo bilancio degli esercizi futuri, c'è la parte ovviamente dell'esigenza della spesa che dice no, datelo agli anziani, fate attività di investimento, eccetera. Io dico sempre di sì, perché cerco di salvaguardare non il presente, ma il futuro. Sul presente possiamo agire, sul futuro difficilmente potremo agire, e quindi dal mio punto di vista personale preferisco sempre proteggere il futuro. Prego. Nel nostro comune hanno aumentato le aliquote, hanno fatto l'avanzo di bilancio per diversi anni. Cioè, noi siamo alla scadenza a maggio, no? E adesso stanno spendendo tutto il marciapiedi, strade e cose per far vedere che l'amministrazione ha fatto. Questo è successo. Non era per salvaguardare l'elasticità del bilancio. Il sindaco, non voglio sapere di questo comune perché lì abbiamo la registrazione, non voglio sapere il comune da un punto di vista di trasparenza e di correttezza con i suoi cittadini, ha fatto una buona azione o no? E anche da un punto di vista economico-finanziario ha fatto una buona azione o no? Sì o no? Potete rispondere tranquillamente, tanto non... La spesa così no, io avrei ridotto magari l'interesse, cioè il mutuo è aperto, un avanzo di bilancio. Una proposta, qualche altra proposta, solo coraggio, abbiamo solo pochi minuti. No, fatto malissimo, perché? Perché se ci sono disponibilità di avanzo e se questo comune ha la possibilità di spesa, doveva spenderla subito. Perché? Perché l'anno prossimo, per il semplice fatto dell'inflazione, adesso siamo in inflazione, ma nel caso ci fosse l'inflazione, quella spesa non avrebbe più potuto, se eseguita l'anno dopo, avere la stessa utilità. Quindi è un danno, non solo, ma i servizi ai cittadini con quell'opera o quell'attività o quel maggiore incremento di spesa non ha avuto la stessa utilità, perché è stata un'entità che è stata inviata al futuro e invece avrebbe potuto essere utilizzata subito. Un comune dovrebbe arrivare al conto consuntivo con un zero.
È questo che dovrebbe tendere, ovviamente a zero non ci si arriva mai perché ci sono ammortamenti eccetera, ma tutto quanto lo spendibile deve essere speso immediatamente e a maggior utilità possibile per i cittadini, sempre, mai riportarsi al futuro. Cari cittadini, ho fatto 5 anni, nel corso dei 5 anni ho avuto sempre 1 milione di euro di avanzo, arrivo alla fine dei miei 5 anni, vi porto un'eredità di 5 milioni di euro. Chiunque verrà dopo di me, ho lasciato una splendida situazione economico-finanziaria. Sto facendo una buona azione? No. Io ho speso tutto quanto ho potuto spendere nei termini previsti dalla legge, salvaguardando sempre gli equilibri di bilancio, ho dato tutta l'utilità possibile che vi potevo dare. Chi verrà dopo di me vedremo se riuscirà a fare altrettanto quanto ho fatto io. Da un punto di vista politico questo ragionamento porterebbe voti o no? No, non li porta voti. Ma che cosa ho fatto nei miei 5 anni? Ho fatto la maggior utilità possibile che potevo fare per la mia collettività. È molto bello dire, cari cittadini, dopo 5 anni vi lascio un avanzo di amministrazione di 5 milioni di euro. Significa che nel corso di quei 5 anni non hai fatto quello che dovevi fare. Domande? Abbiamo solo 13 minuti. Io sento. No, mi incuriosiva capire meglio il patto di stabilità, il fatto che non c'è più, e poi capire l'accentramento delle tesorerie, se non ho capito bene. Sì. Mi sembra aver capito che i comuni erano contrari, però non ho capito dove sta la verità. Allora, qui ci sono vari ragionamenti. Il patto di stabilità è stato modificato, è un patto, già all'epoca quando l'avevano definito era sostanzialmente un'attività di carattere economico-finanziario per salvaguardare in sostanza il bilancio dello Stato e non avere problemi con l'Unione Europea. Questo ha significato sostanzialmente, lo dico senza patema di essere smentito, ha bloccato il sistema degli investimenti degli enti locali. Bloccando il sistema degli investimenti degli enti locali ovviamente ha creato disagio per la popolazione perché non sono state fatte le opere, le strutture che erano necessarie. Nel vostro comune non c'è neanche una buca, immagino. Tutte le scuole sono state rinnovate, tutti i servizi hanno funzionato meglio. Sono sicuro che è così. Questo è uno degli effetti del patto di stabilità. Questo adesso è stato ridotto, anzi è stato praticamente cancellato. Non è vero che non esiste più il patto di stabilità e sviluppo interno, rimane ancora, ma è riferito solo al mantenimento degli equilibri di bilancio. Quindi in questo momento, se un comune ha disponibilità di fondi, può fare tutti gli investimenti che non ha potuto fare prima perché c'era questo famigerato patto di stabilità. L'accentramento delle tesorerie è semplicemente per cercare di avere risparmi di scala. In sostanza, al posto di avere tante tesorerie, cerco di accentrare il servizio di tesoreria a capo in un unico ente e cercare di avere economie di scala. Solo questo non è niente di particolare. Come dicevo prima, non so se avrò l'onere e il piacere di essere eletto, ma abbiamo gli ultimi minuti. Tenendo conto delle difficoltà finanziarie dei comuni e vedendo che alcuni comuni hanno cospicui avanzi di amministrazione che, ripeto, non dovrebbero avere, ed altri invece che hanno difficoltà di carattere finanziario e quindi non possono fare investimenti, se mai ci riuscirò, se un giorno mai dovessi riuscirci, la mia prima proposta di legge è quella di modificare il decreto legislativo 267 del 2000 e di dare la possibilità ai comuni con avanzi di prestare a titolo gratuito a comuni che hanno difficoltà le disponibilità che hanno di avanzo di amministrazione, accendendo un credito nel comune debitorio e accendendo un debito nel comune che riceve le disponibilità finanziarie, senza avere bisogno di passare da istituti di credito ordinari o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, senza avere possibilità di avere interessi passivi e avere fra l'altro una maggiore coesione fra collettività, perché i cittadini che dispongono di sufficienti
disponibilità finanziarie le mettono a disposizione a chi non li ha, pensando fra l'altro di avere una maggior coesione sociale, sapendo che il comune di Biancofiore è debitore al comune di Rosa Rossa, che ha maggiore disponibilità finanziaria, quindi avere maggiore coesione sociale, oltre che a migliorare la situazione finanziaria del comune, evitando che ci siano interessi passivi, oltre a altre cose in funzione, semmai sono probabilmente realizzabili. Prego. E le critiche quindi piovute al nostro sindaco che aveva un avanzo di bilancio, però andava a coprire il disavanzo delle precedenti amministrazioni, era una critica inopportuna, perché quella invece è un'azione positiva. È una critica assolutamente inopportuna, perché una delle prime utilizzazioni dell'avanzo dell'amministrazione è di andare a coprire immediatamente i disavanzi pregressi. È una critica assolutamente inopportuna, scorretta, sconveniente, inutile, che non serve assolutamente nulla. Però fa vincere le elezioni. Ha fatto vincere. Questo, voi avete messo voi a fare il Vabbè. Signori, se mi concedete 8 minuti di bonus, perché veramente non ho più voglia. Per l'euro quando volete, una serata sull'euro quando volete senza problemi.